Ok, ok, ok. Cranti, cranti, Partito? cranti. Vediamo un po' come va questa Ah, copertina esperimenta. Paolo Nara perché si caga sotto. Com'è? Paolo, tu sta Madonna, che ridendo. Paolo, non si cavolo, che caga sotto. Paolo, mamma copertina. mia. Oggi non trovo nessuno. Ecco qua, le sai. Solo tu le sai. Stai. Reside. C'è Ah, c'è solo pure. lei. Come mai questa cosa? Reside, non ci voglio credere. Ma me non Te riesco ci- a finire, ma... Ma... Eccoli qua, eccoli, sto io, buona c'è stato, voglio che sto riga, perché ecco qua, una pressanata, ok, va, va, va! Questo è arrivato, Fred. Salve, salve a tutti. Cammi il moderatore. Ho visto il Salve, moderatore. aspetta, metti modello stu bocchini Paoluzzo, c'è bannata, andiamo verso Ehi, ci fa sempre che? Salve ragazzi, salve! Benvenuti in questa live ragazzi come intro, non trovo più la freccia, oggi aspetta la freccia. Come intro ci sentiamo questa bella canzone. Siamo su quasi paura. Sto cutte a lui misa, mangiamo senza accisa. Tu sei una pervertita, tant'è che ormai sto tutto impaurita. Ma attacca che manetta all'angolo ruletta e poi mi scippa in bietta. Ma stu te faccio e sigarette. Si nazzo oh oh oh, nazzo oh oh, nazzo oh oh oh, nazzo oh oh oh, nazzo oh oh oh, nazzo oh oh, nazzo oh oh oh, nazzo oh oh. Ma sei ferma quando ci stai tu. Si nazzo oh oh, nazzo oh oh. Sta una reta trend, ma che figure in merda. Tu dice non fa niente, fa però fa la scipa tramente. Però tu sei una grande malata. Uè, vai, yo, ma chi t'ha fatto il fa? Stai per meglio a casa con mamma. Si nazzo oh oh, nazzo oh oh. Basta, basta ragazzi. Buonasera a tutti quanti. Quanti ne siete ragazzi? Quante ne siete? Quanti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ne siete. Allora ragazzi, voglio spiegare un po' di cose perché sennò la spacciamo tutta la gente. Allora, ecco qua, aspetta, devo mettere un attimo il moderatore. Ma porca puttana. Devo rimettere. Allora, vi spiego. Come alcuni di voi già sa, io faccio sempre le dirette su Carolina Gamer, che è il secondo canale mio, no? Ovviamente. Faccio i dirette quando pazzi, quando faccio strunzate queste cose qua. Questa sera è una cosa molto diversa dalle altre volte, ragazzi, molto diversa, perché questa sera la vostra Carolina vi racconterà le storie horror. Quindi chi si caga sotto, se mettesse una mutanda di più, che è sempre molto consigliabile, una E mutanda la di più, Giamì. in modo che comunque non sporchi la sedia dove stai seduto il divano, capito? Vedi Paoluzzo è qui in chiamata con me. Per chi non li conosce li voglio presentare. Parla Paoluzzo, presentati. Ciao, sono Alfredo. Sì, Paoluzzo, strunzo. Ah, sono Paoluzzo. Paoluzzo,
Ho 19 anni. 19 anni. E faccio il meccanico. Fai meccanico. Poi c'è il nostro ragioniere Reside. Poi, buonasera, buonasera, mi chiamo Umberto. Sentite che bella voce, sentite. Ragiono. Ragiona sempre, chi è un guaglione che ragiona sempre, Ogni capito? tanto. Sì, no, ragiona sempre. Allora, io ovviamente vorrei rimettere i moderatori che c'erano già nell'altro canale, sì, è Vega. E non li vedo. Vabbè, adesso mando un messaggio e te lo dico io. Aspetta. Va bene, Aldo, se è successo è meglio ancora, così tu esce ritto, prendi un bagno. Va bene, ragazzi, siete pronti? Aspettate. Consiglio di non fare F5. Perché se vede che la faccia brutta io mi si comunque per te. Aspetta, dai. Era bello che la faccio. Ma non posso aggiornare perché se vede la faccia può stare live. Era bellello, Paolo. Non posso aggiornare. Era bellello, Paolo, diceva, davvero. Pensi che la maschera che mi ha cagato sotto pure io. Io posso aggiornare. Già, tu quanto è brutta sta cosa. Tengo pure il giornale, voglio vedere il giornale, gira la faccia. Allora, ragazzi, io in questa live vi racconterò delle storie horror. Mo vi faccio vedere in che modo. Vi ricordate? Questa cosa qua che mo vi faccio vedere. Ecco qua. Vi ricordate le chat horror? Ve le ricordate? Le portiamo di nuovo qui in live sul nostro canale YouTube, va bene? Quindi vi ricordate, penso che vi ricordate perché ne ho fatte abbastanza, quindi vi ricordate sicuramente. Questo è l'inizio di una storia che non so nemmeno di cosa si tratta, quindi la leggiamo insieme, capito qual è la cosa? Ecco, molte persone si ricordano di questa cosa, no? Ma quanti spettatori siamo, signor ragioniere? 400 diciamo. 85, quasi 400, Ho dai. capito, ho capito. Quindi ragazzi, possiamo anche cominciare. Ditemi se questa musica di sottofondo vi piace, perché sennò la cambiamo. No, non mi Sentite? piace, cambia. Vabbè. No, sì, no, non mi piace, sì, no, sì, io mi passo poco, metto tutto io. Allora ragazzi, siamo pronti? Pronti ragazzi? Allora, questa è una conversazione di WhatsApp, rimmala così, no? E c'è Lin, con den finale, che scrive: dove sei? La festa è iniziata un'ora fa. Risponde Nata, no Nata, nel senso che noi siamo nate, però risponde Nata. Però si chiama Nate chi, capito? Non è che risponde Nata formale, risponde che là era rispondere Nata. C'è stato un imprevisto al lavoro, ho quasi finito. Risolin, il lavoro può aspettare, il 21esimo compleanno capita una sola volta, quindi praticamente questa era una festa che era cominciata e si venivano aspettando solo a Nate, no? A Nate, giusto? A Nate. Nate. Aspettavano a Nate e risponde Nate: lo so, arrivo fra poco. Lo prometto, l'ha promesso Nate. Quando Nate promette una cosa, Nate. Dice a Lynn: fai presto, Brad ha già aperto la birra che ti avevo comprato. LOL, ci capite? Nate, Brad? C'è anche Brad alla baita, perché io no, ragazzi, scusate, io non mastico bene l'italiano, ancora me l'ho sfumato. Allora, c'è anche Brad alla baita, non so se la baita. Che cosa? Allora, signor ragioniere, mi sa dire cos'è la baita? A Baita, dovrebbe essere tipo una casa vicino al lago. La Tipo? baita. Sì, Dovrebbe, non voglio essere... Non vuoi credo di essere, ho capito, Errore. ho capito. Va bene, continuiamo. Quindi ci sta pure sto Brad alla baita che ha aperto la birra che ti avevo comprato. Sì, perché? Non lo avevi invitato? Cazzo! Beh, lui intende il pisello, capito? Dice Nate, no. Cioè, dice sempre Nate, no, non ha invitato a chi? Sicuro sia lui. Che aspetto ha? E ci manda la foto, vero? Ma fa vedere la foto perché ha già papà. Ma pigliano poco! Ma fa una poco in cuba, come ha già papà vedere la foto di chi? Ma tu mi sei 8 cock là, 8... Ok, E chi le sapeva però un po'? tra poco suava.
Vabbè, tu puoi prendere una conversazione, ma quando Ma ci spiega 7 la- giorni per stare niente, che aspetta. Ma poi ci ha mandato la foto. Ha detto che è il tuo migliore amico. Puntini, puntini, puntini. Lynn, mi è sembrato strano. Non ne hai mai parlato. E stiamo insieme da 3 mesi. Che succede? Cioè, questa Lynn è femmina. Parla con Nate che è il suo ragazzo e dice: ma a sto cristiano l'hai invitata a casa tua, sì o no? E che gli dice: guarda che ci ha invitato, cioè che cazzo è voluto a fare? Dice Nate: non è il mio migliore amico, non più. Davvero? Che è successo? Te lo dico dopo, assicurati che rimanga nel gruppo. Perché? È complicato, controlla che non se ne vada in giro da solo. Dubito lo farà, gli piace stare al centro dell'attenzione. Cioè, vedi che sta facendo. E ha mandato una foto che noi non potremmo vedere perché sapevamo. Cacchi da morto. Tipico. Ha scritto Nati, che giù sape? Un solito scemo. Lynn, dico sul serio. Promettimi che lo terrai nella stanza assieme agli altri. Promettimi! Sei strano, smettila. Scusa, che sta facendo? Ci sta raccontando di quando siete arrivati ai primi 2 posti durante una gara di caccia alle superiori. Ci ha fatto vedere questi e ne manca un po' di muovere, ma scassata. Come mai non mi hai raccontato che ti piace cacciare? Non è così. Tra scuola e lavoro non ho più il tempo. Cioè, questa è la cosa. Sta continuando a bere? Sì, come tutti. Cavolo, mi aveva promesso che avrebbe smesso di farlo. Fare cosa? Che sta succedendo? Ha trovato il mio fucile. Hai un'arma nella baita. Lynn, rispondimi e basta, che spacci in me che da morto. Rispondi, per favore. No, nessun fucile, non penso lo stia cercando. Allora cosa sta dicendo? Cosa sta facendo? Nata foto, scassa tu cazzo. Rilassati, sta solo raccontando un po' di storie. Storie? Quali storie? Voglio, ma chi stai proprio sciamolito? Cioè, chi sta proprio sciamolito? Ci sta dicendo di quando gli hai soffiato la ragazza. Ah, capivo. Mo vi spiego perché magari voi non avete capito, non sapete questi termini. Che stai dicendo, no, vagione e chi stu cristiano. Ha fatto, capito? Ci ha soffiato la ragazza, capito? Voglio capire questi fatti che uno piglia e so innamorato di nata. Madonna, mica Scusa, la quando immagino. mi ha soffiato la ragazza. E ci soffia la fidanzata. No, facetemi bene perché la mia voce è stanca, ragazzi. Non so curioso di vedere che l'immagine che so. E dammi 10 euro. Allora, ci sta dicendo di quando gli hai soffiato la ragazza. LOL. Cosa? Lui ha rubato la mia ragazza. Ah, sì, sta rubando la mia. Noi la voglio una soia, ovviamente. E poi se ne è vantato per mesi. Mio Dio, ti sai imitare benissimo. Tienilo calmo e tranquillo, magari un cane. Arrivo, da mutanda. Brad è così divertente, perché non ci hai mai presentato? Allora, questo già sta facendo la zuccolella. Già, mo hai conosciuto un compagno, chi già sta facendo? Che te ne fatto a te, si andava a presentare? Te lo spiego quando arrivo. E quando stai lo stai. È proprio l'anima della festa. Pensate poco come stanno giocando queste. Ne sono sicura, internet. Vuole convincerci a fare il bagno nudi nel lago. Oh maronna mia, c'è pacchista. Tutti nudi e c'è la fidanzata là con la ciucia fuori, mo. Cazzo, no. Non andare, non fare andare nessuno. Ma secondo te la guaglionata si mette in do lago che la festa fuori. Ma fu scema. Scusa, ma c'è bisogno di dire no, non andare. Secondo te la guaglionata va con un'altra in do lago con un cioccolata. Ma fu scema. Carnal 2 euro, grazie. Cioè, vai giù, ma veramente stiamo facendo? Non andare, come che... Io non lo so, non andare, non fare andare nessuno. Sono qui nell'acqua. Perché? Hai pure perché che stai? Tu giù! Hai pure perché? Ma chi stai scemo? Sta... È proprio una zuccolona! Pure perché sei? Io non ce la fa, perché? Perché? Allora, perché? Mori perché? È pericoloso, non si può mai sapere se incontrare la picciocca insieme a questo lì Nemo e fanno cose che non fa. È pericoloso. Pericoloso? Ma che dici? Stiamo solo come pesce a capo, ma che stai scema! Che sei proprio una cretina! Ma che no, io non ce la fa.
Ma che c'è di pericoloso in una notata notturna? Che la festa forlin, che la festa for... E chi gli danno un pistolino? Ma chi stai scemo? Che stai proprio cretino? Ci ha raccontato che da bambino nuotavate spesso nell'acqua. Ma no, cosa fuori, vero? Mi traffa pesce e pesce dall'acqua. Ma no, giuro, mi sta facendo asci. Io con la fuori. Lin, dico sul serio, rimani nella baita, Non andare da nessuna parte con lui, Si scema poi la soccorna. Oh mio Dio, White ha già aspettato 21 minuti perché poi a pagamento. Ho capito. Intanto fanno nato. No, questo è il fatto che... No, sta a posto. No, ha già papà praticamente. Vediamo. Vabbè ragazzi, lo faccio per voi. Guardate ragazzi, lo compro per voi, Per voi. Perché? Ho proprio una settimana. Beh, scusa, perché è alto? Tanto se blocchi un attimo che non vai per niente, gentleman. Sì, no, ci fatta. Deve uscire 7 days free. Ah, ok, set smorì fred. No, mi chiedi sempre whatever. Mamma, raga, è cambiato. Mamma. Ecco, spacci mica è morto. Mo vediamo, aspettate ragazzi. Allora, un anno 39 euro, un anno. Ma un mese ma basta avanza, vamo sti 15 euro, io lo faccio per voi, vedete? Vedete ragazzi? Io vi ricordo che voi potete fare una donazione qui sotto, c'è un extra che potete fare la donazione, vabbè. I manca 15 euro. Vabbè, ma non è che 15 euro un mese. In modo si può annullare. Sì. E come sanno? Scusate, Annullare oppure in doppia fame. Te le fa fame, non fa sanno. Ah, la c'ha fame? Tu fa. No, ci capito. Vabbè, sto facendo, aspettate. Perché non c'è qua? Aspettate. Posso mi fa live ogni ora. Aspettate. Oggi in un modo o nell'altro. Yes, alleyway. Pagamenti successi full. Required autenticazione pur chocks. Ma che spattisi importante io the device. Ah, yes. Pagamenti successi full. Congratulazioni uguale. Speso 15 euro a sera. Mucca, fida è morta. Ragazzi, penso che l'ho fatto. Quindi mo ricominciamo. Allora, siamo rimasti a. Ma vuole fare fotografie. Andiamo a fare fotografie in coppa che siamo andati, che si fa il favore. Allora qui. Aspettate. Ma con me. Porca di quella puttana. Ma sono fotografie a film, veramente vabbè, comunque partimela sotto a tutti, non c'è per di mastro, sennò. Ma sono cagati fuori. Sì, sono strutto. Non ho parole. Allora, ragazzi, siamo rimasti. Non andare da nessuna parte con lui. Aitnate, cioè non giri in due la capo, già che là fuori. Ah, ora ho capito, sei geloso. Yash con massa i sangue che sparano a me. Che ho capito, sei geloso. Tanto veni a te a dire no, io non ci vado perché ovviamente è una cosa femminile. Cioè, ma chi sta a dare a su a me, non ci capisco. Ma giusto, no, questo dico. Cosa? No, non sono geloso, no, voglio pure a Nuro, cosa, mezza via, a me mi fa niente. Che poi al finale non è che. Cioè, tu sei una mia, capito? Non è che ma. Dai, Net, ne abbiamo già parlato. Ah, se siete d'accordo potete mettere i pisciafori. Ti amo, ma la tua gelosia sta diventando davvero un problema! Cioè sta diventando un problema. Allora praticamente stu cristiano abbiamo già fatto tutto quando bagno a Nur in do lag. Ah, guaglione che è fidanzato con chi perché è pericoloso, che c'è di male? Tu guaglione no, ti sono geloso. Te sente però già un sacco che sei geloso. Sta diventando una poco pesantino. Corre, sta diventando pesante. Vuoi a Nur in dogo, ma che buffa! No ragazzi, ma noi siamo seri. Ma che ha scritto sti cose? Mi piace, io posso non faccio. Non sono geloso, guarda il logo, tu mannaggia quello. Davvero, ti ricordi quando hai accusato mio fratello maggiore di fare sesso con me? Uè! Ma chi l'ha fatto? Ma non. No, ma io che ha scritto stu coso? Sappi che ha scritto stu coso? 15 euro di rimborso. Cioè, chi cazzo l'ha scritto stu coso? Ma
Ma chi l'ha scritto? È stato disgustoso. Ci credo. Sì, beh, Drake è disgustosamente protettivo nei tuoi confronti, è strano. Sono sicuro che mi odi, dice Kisti, il suo agione suoia. Odia tutti i miei fratelli. I fidanzati, scusa, no, i fratelli, nulla che buono. Lynn, comunque ho convinto Brad ad esistere con l'idea del bagno, contento? Sì, sono in auto, arrivo fra poco. Guarda sta chi ci fa, mannaggia, chi da vecchia. Abbiamo finito la birra, Brad si è offerto di andare a prenderla in città. Brad Pitt. Ma sto Brad è così gentile? No, credo. No, No, non è tranquillo, gentile. vado io con lui. Un mal'anime, chi è morto? Va, va! Ma si scema! Chi lo fanno dei risraggi, Lucia, ma non chi dà piaccia. Brad vuole andare a prendere le cose in città. No, non ti preoccupare, ma chi insieme ma si scema! Chi non ce la fa, si non ce la fa, si non ce la fa. Tranquillo, vado io con lui. Sono tranquillo, non ci va, chiarissimo, non tocco contrario fai. Ma no, non entrare in auto con Brad, tu sapevi, poi ci capisci, è geloso, è pesante, è pesante. Lynn, sento rispondere più, non pigli giù a Lynn. Passano alcuni minuti, questa è la voce fuori campo, no dentro al campo, fuori lo stadio. Lynn, non entrare in macchina con Brad. Nate, rilassati. Prima mi dici che non vuoi che lui stia da solo, puntini, 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 Ora mi dici che non vuoi che vada con lui. E se posso sapere che già fai, c'ha la zoccola. Che ti prende stasera? Per favore, Lynn, torna nella baita. Non devi rimanere da solo con quel tizio. Hai un bel po' di cose da spiegarmi. Lo so, lo farò. Tu aspetta lì finché non arrivo, ok? Lynn? È una dota, aspetta Lynn, voglio. Scusa, Brad stava raccontando da quando giocavate a nascondini in questi boschi. Un mannaggia, la colonna è pure giù da presa a Cristo. È pure giù da presa a Cristo. E giù in un bosco insieme a Brad. Insieme a Brad. Brad. Non sei in auto con lui, vero? Lynn. È andato da Lynn, sta lì di merda. Dove sei? Siamo andati alla foto, va giù. Stanno in di terra. È una pandarella che sta macchina. Sì, più o meno. Adesso vedo. Sì, sì. Il negozio è a 10 minuti da qui. Niente. Cazzo, ti ho detto di non entrare in quell'auto. No, va 3 mesi, fate, no? Dai. Smettila, non succederà niente. È solo che puntini, 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 puntini. Solo cosa, Lynn? Che succede? Scusate la musica, voglio aspettare. C'è una persona con l'auto in panne. Brad sta accostando per aiutarlo. E che spacci mette parere che gli cosa Stuart. No, non farlo accostare. Perché? Perché no? Siete fermi? Dove sei? Mi ha detto di aspettare. È andato a parlare con il tizio. Un tizio? Sicuro che non sia una lei? No, non lo so. È buio pesto. Pesto, mi piace, pesto. Questa strada è tutta curva e niente luci. Lo sai bene. Cazzo. Dai un'occhiata e facci caso. Con chi sta parlando? Non lo so. Lo riconosci? A foto, va giù. Zero un cazzo. Se ne manco un cazzo, non sapere chi è. Quello. Ma che è che cosa? Paolo, ma fosse tu? Oh no. Paolo, sicuro? Sì, sì, non giù. Ah. L'ho già fatta con queste cose. Ah, vabbè. Non credo. Nemmeno io. Vuoi che esca a controllare? No, stai ferma, Lynn! Non osare scendere da quell'auto. Cristo! Amen. Cosa? Ho sentito uno sparo. Davvero? Merda! Credo che abbiano sparato a Brad. Devo andare a controllare, potrebbe aver bisogno di aiuto. Ma che spazio mi può fare tu? Se a chi l'hanno sparato, tu che fai? Non ti permettere, sta lontano da quella gente. Mio Dio, si sta avvicinando qualcuno. È armato! Merda, merda! Cosa faccio adesso? Me lo inizio da culo, che può? Corri! Va, va! Lynn, puntini, pensa, una scritteria. Smettila di scrivere e iniziare a correre. Lynn, corri! Merda, nata, questa è una merda in bocca proprio. Stai correndo? Sì, ma curani a scrivere, guarda che questo può giampacare, Bene, continua a correre Lynn, arriva il prima possibile. Continua a scrivermi così che so che stai bene. Lynn! Che si scrive e corre Come cazzo fa a scrivere e correre? Cioè, come si fa? Com'è possibile, scusa?
Lin, se pensa a Lin, voglio. Passano alcuni minuti, ovviamente. Nate, ho paura. Oh, look. Sto tremando e sto piangendo, ho paura. Che succede? Ho aperto la porta e ho iniziato a correre, come mi hai detto. Un uomo armato ha iniziato a urlarmi contro. Che ti ha detto? Ah, papà, è finito all'ebba. Sto pazziando. Non lo so, ero terrorizzata. Ho continuato a correre, sentivo i suoi passi che mi seguivano. Dove sei adesso? Siamo andati alla foto della Rufus, siamo andati. Dove sei adesso? Siamo andati alla foto Rufus. Sto dettato. Ah no, è una grotta adesso. Cosa susa soia? Come sape? Ho trovato un posto dove nascondermi, ma continuo a sentire degli spari. Aspetta, mio amore, arriva. Ma chi sta ragazzo sta venendo? Ma non si chiude. È venuta la storia. Ah no, l'anima della festa, parte 2. Siete pronti? Allora ragazzi, prima di iniziare la parte 2, dovete lasciare tu quando mi piace. Dovete donare 100-200 euro a testa e possiamo cominciare. Vai. Sto pari a... Ma questa vogliono che sia in difficoltà con questi bolletti. Che sia in difficoltà questa ragazza. Perché lei si è messo pure in posto per fare fotografia la grotta. Sì. Mi sono pure fermo. Sì, ma che è così. Noemi, aspetta, ragazzi, ecco qua. Noemi, ti ho trovata. La salverò la live, la salverò. Ragazzi, siete pronti? Sì, Siete signor pronti, capitano. ragazzi? Sì, signor capitano. Non ho sentito bene. Sì, signor capitano. Non ci capite buona. Vabbè, si sono. Capisci un po', non sente. Sì, signor capitano. Allora ragazzi, siamo pronti? Vai. A che punto stai? Dice Brad. Ma mo praticamente è una chat tra Brad, ma Brad non era morto. No, è stato sparato. Ah, a che punto stai? Con No, chi ma che sta sei prima parlando? nella festa? Sei prima nella festa. Prima della festa. No, tu l'hai detto, no? Ma quando ma che hai tenuto? Ah, boh, allora Che non stai alla so. seconda parte? Ah, ci vedo prima nella festa. A che punto stai? Sono alla baita finalmente. Dice Brad vicino a Nate. Ma stanno a parlare. Un guaglione che volevo fottuto sulle pesce dall'acqua. Siamo innamorati lì. Ci è voluto più del previsto per controllare i boschi. Ho appena spiegato i dettagli della sicurezza al gruppo. Sembra un mucchio di selvaggio, un mucchio selvaggio. Sì, lol. Ho fatto del mio meglio per farli esaltare prima di andarmene. C'era più gente rispetto a quelli in lista. Hanno pagato tutti, ma che cazzo tua capena niente. Sì, un paio di persone si sono aggiunte all'ultimo. Amici di amici. Li hai controllati, vero? Ti preoccupi troppo. E tu troppo poco. Basta un passo falso e finiamo in carcere. Ma che stanno a combinare sti due, va giù. Va giù, questi due stavano abboccati per fare un qualcosa. Rilassati, ho tutto sotto controllo. Davvero? Che vorresti insinuare? Non lo so, ho una brutta sensazione. Appena ho dato il via, hanno iniziato a sparare ovunque. Maronna sa. Gli ho urlato di smettere di sparare a cazzo. Gli ho detto che qualcuno poteva farsi male. E quelli si sono messi a ridere, a ridere. Poi alcuni di loro si sono separati del gruppo. Li hai fatti tornare, devono stare tutti insieme. Sto cercando all'ultimo. Nessuno ha prestato attenzione alle mie regole. Sono emozionati, non capita tutti i giorni di dare la caccia a una preda così difficile. Aspetta, credo di aver visto l'ultimo membro del gruppo. Passano alcuni minuti. Porca puttana! Cosa? Oddio, siamo nei guai. Cosa? Ho trovato l'ultimo membro della squadra di caccia. Aman Kusang. Ok. Qualcuno gli ha sparato. Cazzo. Diamine. Sta messo male. È morto, ovviamente. Merda. Ma cazzo, morta Diana. Ma che spacci? Sarà un casino. Inizio a sentire passi ovunque. Credo che il gruppo si stia diviso di nuovo. Questo gruppo non segue le regole. Ognuno sta per fatti suoi. Rilassati. Ma perché stanno a parlare a te due ancora? Non ci capì. Ma sei pazzo? Hanno ucciso qualcuno, come faccio a rilassarmi? Questo gruppo ha più soldi che abilità nel cacciare, te l'ho detto. Sì, ma, puntine. Non abbiamo mai avuto un morto prima d'oggi. Oltre alla preda, dico, la preda la sappiamo gestire. Questo è diverso. Butta il cadavere sotto un cespuglio. Ci penseremo dopo la battuta di caccia. Ma canna cacciachi? E se qualcuno del gruppo lo trova, se chiamano la polizia? E che gli dicono? Che per sbaglio hanno ammazzato uno del gruppo invece della ragazzina che stavano cacciando.
Non mi piace. Dobbiamo fermare tutto. Hanno firmato tutti i contratti e sapevano bene che potevano capitare cose del genere. Ormai è tardi per fermarsi, hanno già pagato. Siamo alla stessa barca, amico mio. Che bella gita in barca, stronzo. Senti, vedi di trovare una soluzione. Io sono impegnato a manipolare la preda. A proposito, dov'è Lynn? Sta bene? Sai bene che non devi usare il nome vero della preda, arrivati a questo punto della caccia. Mica ti sarai affezionato. Cosa? No, certo che no. Cioè, praticamente questo ragazzo faceva finta di stare insieme a quella ragazza, ma era fino a una preda da ammazzare. Non lo so che cazzo hanno fatto. Io non sto a capire un cazzo, io sto a capire anche un cazzo. Bene, allora ricomponi dei sbarazzi del cadavere. Come? Te l'ho detto, fai concentrare i clienti sull'obiettivo e trascina i capogli, ma scassato cazzo, non mi piace sta cosa a me. No. Ma non hai paura? Che Cioè, cazzo ha già fatto? Oh mannaggia, già pensavo. No, non ne hai paura, è una cosa che... sempre ti indica. cacatella. Però io quasi c'è paura. E come cazzo se leva, Chizzo, scusa? Come se leva? Aspetta, ecco qua. Ci sono le storie, ragazzi. No, ci sono, no, perché ero un poco... Non stai capendo manco un cazzo, allora, mo vi dico. Allora. Vediamo. Ciaccerona, il nostro piccolo segreto. Ma che è questo? Devil White Inlet. Devil White... Che boh. Io ho quasi paura. Ciaccerona. Siete pronti, ragazzi? Allora, prima di cominciare, no, tutto d'acqua. Allora, ragazzi, siamo pronti. Questo si chiama la chiacchierona. Ah, mi è venuto Jessica, mettiti di mod. Fatto Jessica. Fatto Jessica. Allora, siamo pronti, ragazzi? 1, 2. Sì, signor capitano. Ho sentito bene. Sconosciuto, non hai fretta. Cosa? Risbetta. Voglio dire puntini. Stai correndo con nient'altro che un reggiseno sportivo. Zazzosa. Però è così sexy. Puntini. Ma che cazzo? Con chi parlo? Non importa, concentriamoci su di te. Perché corri così veloce? Dove sei diretta? Secondo te riuscirei a prenderti? Ok, pervertito, ti blocco, addio. Non avere fretta. Non ti conviene bloccarmi. E perché no? Perché so dove vivi. Ta. E che questa settimana sei solo a casa. Con la tua bellissima sorellina Cindy. Stalle lontano. Dico sul serio, cosa vuoi? Te. Vieni alla fontana. Ti spiegherò le mie richieste. Non dirlo a nessuno. Non pensare nemmeno a chiamare la polizia. E se non venissi, che fai? Prova a chiederlo a Cindy. Oh, mannaggia, già peggio. Che? Ci capito? Mio Dio! Sono rapito la sorella Cindy. Hanno attaccata. Perché mia sorella è legata? Che se ne fuggeva, mozzica. Perché dovevo costringerti ad ascoltare, Betta. Spacci il mio nome chiste. Senti, farò quello che vuoi, vengo verso la fontana. Non osare torcere un capello, perché te ne ha parrucchiere che sapete colore. Brava ragazza. Beth, prende il telefono e manda un messaggio a uno dei suoi migliori amici. Questa è la voce fuori campo sempre. Frequenta un branco di ragazzi piuttosto scappestrati. Mi spacci. Quindi decide di contattare il più responsabile del gruppo, Carter. Tu belli nome. Carter, sono nei guai, sul serio. Uno sconosciuto ha rapito Cindy. Cosa? Sì, devo andare alla fontana, nel parco, per negoziare con lui. Gesù, fai attenzione. Magari chiama la polizia prima di andare. Ho troppa paura. Me l'ha esplicitamente vietato. E mi ha inviato una foto di mia sorella legata.
Ok, cazzo, sei davvero nei guai, ma possiamo risolvere tutto. Come ti posso aiutare? Non lo so, qualcosa tipo puntini, puntini, puntini. Se non ti contatto entro un'ora, puntini, puntini, puntini. Allora chiama la polizia. Ta 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 ta. Ho una brutta sensazione, come se dovesse succedere qualcosa di terribile. Ok, se credi che sia la cosa migliore lo farò, punto. Ma Carter non ci pensa nemmeno un secondo prima di contattare Rhodes. Chi è? Se Carter è il più responsabile del gruppo, Rhodes è il più forte, è il più atletico. Infatti questa. Cazzo, Rhodes, qualcuno ha rapito la sorella di Beth. Ed ora Beth deve incontrare il rapitore al parco. Ha insistito per andare da sola, ma sono preoccupato. Cosa? Chiamo la polizia. Non farlo! Il tizio le ha detto di non avvisare nessuno, dobbiamo starla a sentire. Potrebbe farle del male a Cindy se non stiamo a gioco. Amico, sono felice che tu abbia avvisato. Non possiamo lasciarla da sola, ora vado lì. Grazie a Dio, speravo lo dicessi. Voglio rimanere qui in caso Beth mi contatti. Buona idea, ha detto dove stava andando in preciso? Sì, alla fontana. Zio, non è lì che il nostro Roy ha fatto una figura. Una figuraccia davanti ad Alice Parker. Sì. Che cosa strana, un posto che ci ha sempre fatto ridere adesso è così pericoloso. Infatti mi veniva da ridere ogni volta che passavo di lì. Sì, anche a me. E invece adesso ho quasi paura di andarci. Comunque, ora vado. Me la faccio di corsa. La fontana è abbastanza vicina e ti avviso appena sono sul posto. Mo 3 euro per la È abbastanza vicino, 3 euro per la. Ok, fai fretta. Nel frattempo Beth ha raggiunto la fontana. Si sciacquano pochi piedi. Si avvicina con cautela. Sapete cautela che ha, compagni? Come se potesse sbucare qualcuno all'improvviso per attaccarla. Quando non vede nessuno prende il telefono e manda un messaggio al numero sconosciuto. Ehi, 5 minuti dopo. Sono qui, brutto maniaco, tu non ci sei. Esci fuori e affrontami da adulto. Non fare la scontrosa, Beth. E capi? Sono irritato perché sto andando all'Eurobet. Perché mi sono distratto. Vedi? Mi stavo divertendo un po', ma ho visto mamma una foto. Ha picciato i cannelli, sta fu compleanno la sorellina che stai a fare, Hai capito? Che schifo. Quelle sono candele. Perché sono brutti i candeli, Beth. Sì, volevo creare un'atmosfera romantica per lei. Tu sai tutto del romanticismo, non è vero? E con questa cosa vorresti insinuare? Come non detto, l'unica cosa che conta è che fra poco, puntino, 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 Cindy si innamorerà di me. E perché posso fare? Cioè, per regalare la candela, no? C'è che tu compleanno a sorpresa. Ma sei pazzo? Non si innamorerà di te se continui a tenerle legate in quel modo, ti odierà. Non mi sembra che le cose stiano andando così. Credo si stia affezionando. Non sarà mai attratta da te. Pervertito. Sai che ti dico? Ho deciso di cancellare l'incontro. Cindy mi basta come premio. Oh, Madonna Santa. E non mi offende come fai tu. No, ti prego, farò qualcosa. Qualsiasi cosa. Dite, sì, è mia sorella. Allora tieni la bocca chiusa, Beth. Ci vediamo al parco giochi della scuola elementare Grace Hills. Ma è chiuso d'estate. Che? No, non riesco a capire che sta scritto. Come si legge? Come si legge qua? Come si legge? Non riesco a capire qua. Tusk. Come si legge? Ah, boh. Beth, hai detto che avresti fatto di tutto. Va bene, ci sarò. Mentre Beth corre verso la scuola elementare, il telefono di Carter vibra per un messaggio di Rhodes. Sono appena arrivato alla fontana. Ma, vedi qua, siamo andati alla foto. Che corre? Credo che Beth stia correndo via. Ah, ci ha fatto la foto mentre si viene una chiamata. Ma come è struzzo sto coso? Quando è scemo? Gli immagini sono troppo strani. Cioè, ma come sono strani? Dici che devo seguirla? Chi te muore? Ma 5 minuti dopo. Carter? 10 minuti dopo. Scusami, ho sentito il tonfo dal garage.
ed ero già terrorizzato da tutta questa situazione, quindi mi sono andato a nascondere nell'armadio della mia stanza e che spacci, mo andare a dire. Poi ho sentito i passi dell'intruso per farsi sempre più vicini come se fosse arrivati in stanza. Porca puttana. Lo so, a quel punto ho aperto le ante dell'armadio ed era Roy. È venuto nel garage perché sapeva il codice e voleva venire a passare un po' di tempo. Lollo. Zio, ma che scherzi? Ovviamente era lui. Siamo gli unici a sapere come entrare. LOL. L'avrei dovuto capire, lol. E poi non dovresti fare l'allarmista, lol. La nostra migliore amica sta letteralmente andando incontro ad un rapitore, lol. Di persona, lol. Quindi sono un pelino suscettibile al momento. Tutti sono XD. Lo siamo tutti, XD lol. E appunto bastava dire che era venuto Roy, lol. LOL, scusami amico mio. Non è divertente. Io sono qui fuori, in pericolo, mentre tu stai a fare lo splendido sul divano col tuo amichetto. Stai tranquillo, amico. Non voglio stare tranquillo. Continuerò a seguire finché sarà sicuro. Quindi perché non te ne sei tutto assicurato a casa tua finché potete? Avete capito ragazzi? Avete capito ragazzi? LOL. Non possiamo. Cosa? Cioè Roy, lui non può. Se n'è appena andato con la bici. L'hai fatto andare via? Sì, non ci ho pensato proprio. Dopo che gli ho detto di betto, lui ha deciso di tornare a casa dai suoi computer. E i suoi computer? Sì, ha detto che voleva fare delle ricerche online per capire chi ha rapito Cindy e poi se ne fa partita a Fortnite. E quanti computer hai visto? I suoi computer. Ma che cazzo? È una stupidaggine, non scoprire niente. Lo so, mi sa che andrà così. Cazzo, non avrei dovuto farlo andare via. Ora ho paura, zio. C'è la seconda parte, ragazzi. Allora, mi dovete dire cosa state capendo di questa storia? È molto profonda. Cosa state capendo? Che state capendo questa cosa? Ma la dice. Ma Mittico così paura. Oh, mannaggia la colonna, che so horror. Vedi che chiacchierona. Vedi pure vedi? Perché tutti quanti non stanno manco cazzo, vedi? Oh, cazzo, non hanno capito. Manco, Manco. manco cazzo hanno capito. Hanno capito, uno ha scritto LOL. Ha capito LOL. Ah, solo LOL. Ah, ok. Ma chi sto a capire assai? Perché queste sono storie un poco a cominciare come essere buone. Poi belle e buone, si perde mai. All'improvviso si perdono per la strada, avete capito queste storie? Perciò, non lo so, Ragazzi, io vi dico che sto sudando, ma per 2 secondi tengo un ventilatore studato. Ventilatore! Appicciati! Ormai speso 15 euro continua, pure tiene ragione. Pure Quindi tiene qualcosa ragione. che te un mostro. Qualcosa che te non mostra. Ci sta immagino un mostro. Un mostro. Ah. Dead with the devil. Questo ci sta un mostro. Babbo, Che bello. babbo Paolo ha scelto io. Va bene. E io ci sto immaginando questo mostro. Che l'hai scelto tu? Ragazzi, questa qua la leggo pian piano. Numero sconosciuto deve essere belle. No, i canne, dov'è tua madre ora? Allora, questa è la nonna. Dov'è tua madre ora? No, Rachele, che si chiama Rachele, non lo so. Pensavo fosse andato con te alla tomba di papà, mamma, come dici bella. No, non è con me. Oh no, temevo che sarebbe successo. Che sarebbe successo? Cosa? Scusa, ah no. Non c'è tempo per le spiegazioni, che è successo a Vai a vedere nella sua camera per verificare. Verificare cosa? Rachele, non fare domande. Nonna, mi stai spaventando, ah no però. Mi spiace, vai a controllare, per favore, adesso. Però non farti vedere. E se ti vede chiamami subito. Ok, sono nel corridoio, la porta è chiusa. Guarda nel buco della serratura. Cosa vedi? Oh Gesù Cristo Santa. E gli ha così paura in me. Io da sentito che le paure sono ciuppolette.
Vabbè. È bella, questa è una fashion blogger. Dice lascia, dice. Mamma, perché mamma che non piglia solo. No, sto mamma un po' di sapere un po' solo. C'è qualcosa. C'è qualcosa nel letto di mamma. Credi solo a mamma, ti scuso. È un fantasma E formaggio. mamma fa un rumore strano. Avrà mangiato i puparuoli, sta facendo i ruti con capelli. Infortunato. Sembra un animale che soffre, mio Dio. Diventa più forte, è terribile. Rachel, esci di casa, corri. Ah, nonna. Cosa, perché? E se mamma è in pericolo? C'è una cosa che non ti ho detto. Cosa, nonna? Mamma del lesbica. Il rumore che senti, sui pirati, non è tua madre. Rachel socchiude la porta della camera da letto e guarda. E vede. Se posso sapere. Oh Gesù Cristo mio. Ma ce l'ho dovuta live, mannaggia. Ma che stia mamma? E ne poco su quello, la potessi fa mangiare un poco però. Ah, È un po' fallo. Si poteva fare di meglio, non fa paura. Però sì, potevano fare un po' di me, ma... Io la faccio l'esorcista, sti cagate qua, Sì, cioè. sì, era una stronzata. No, ma se fu sbagliati, o sbagliati che stanno su. Cioè, veramente sì. Vabbè, è proprio sua madre che fa quei rumori terribili. Rachel vuole correre da lei, Secondo me sta ma cagando. qualcosa la trattiene. Chiude la porta. Rachele, dove sei? Dice la nonna. Sei ancora in casa? Sì, ho visto mamma che faceva quei rumori. Te l'ho detto, non è tua madre. Ho fatto una cosa terribile. Esci di casa adesso. E te lo spiegherò. Presto, sei in pericolo! Rachele corre giù per le scale. Proprio allora si apre la porta della camera da letto. Arrapate cielo. Rachele non resiste e si volta indietro per vedere la mamma, ma ciò che vede la terrorizza. All'anima, chi ti è morta? Ah, questo quando tipo più mare, i primi bagni, e spallicci sanno che sta male, e così, si va giù, e così. Perché quando tipo vai a mare e spallicci che sta male, così addiviene scimmia. Quando la scottatura, sapete, no? C'è la scottatura, è proprio così. Così sì. Uccesso un vampiro. Vabbè, è sua madre, uccesso sempre, nega. Ma qualcosa di veramente strano. Rachel, ah mamma, vieni qui, dice la mamma. Per favore, devo dirti una cosa. Mamma, non posso, mi dispiace. Nel vedere la madre così angosciata, Rachel ha un attimo di esitazione. In quell'attimo la madre la afferra il polso. Con una mano di un freddo cadaverico. Il corpo di Rachel viene attraversato da un brivido gelido. Rachel, per favore, non c'è molto tempo, dice la mamma. Sul viso della mamma scivola un un rivoletto. Che cazzo è? Un rivoletto! Che è? Un rivoletto! Chi temmo va all'Italia! Un rivoletto! Che è? Un rivoletto! Ah, boh, non scrive una goccia di sangue. Un rivoletto di sangue che si congela. Mi deve scottare, dice la mamma. Chi si sta studiando mamma e padre va a finire un zoppo. Rachele riesce a liberare la mano dalla presa della madre. Corre nella camera degli ospiti e chiude la porta a chiave. Ma perché tu quando vai nella camera degli ospiti? Non hai capito? Lei in solo lui, America. Natri. Solo lui a casa di Magliaggi in la cucina. Cioè, ma veramente sta a fare? Uè, Paolo Maccia mi ha macchiato l'anima, veramente il cuore. Paolo, grazie mille per questa donazione di €1, mi ha fatto recuperare un po' di quello che ho speso per questo spazzino di applicazione che veramente ha spazzino tutta l'applicazione. Poi le pagato 14. Mo l'ha pagato €14. Grazie Paolo per aver contribuito a questa cosa, grazie mille. Vedete, voi prendete sempre da Paolo, vedete la puto carusella, ma date €1 e un logo. Eravamo rimasti, diceva mamma di ascoltare Rachele riesce a liberare la mano dalla presa della madre, cagito non saccia. Corre nella camera degli ospiti e chiude la porta a chiave. Manda un messaggio alla nonna. Nonna, aiuto, sono nella camera degli ospiti. Mamma è uscita dalla camera da letto. Non stava bene, nonna. E aveva la mano più fredda del ghiaccio. Dalla sorrafis, cioè, di che le cadichi, no?
o condizionatore, ne ha studiato. Cioè, è sempre le stesse cose, ragazzi, sempre le stesse cose. La madre di Rachele inizia a battere sulla potra. Potra. Pronta. Dammelo Vedi, là. vedi, guarda, Lucky K, Lucky K, Lucky K, grazie mille per aver contribuito anche tu con Oh, un euro, Lucy. grazie veramente assai, perché Costa io 13 mo euro. ho pagato 13 euro, quindi mi ha fatto recuperare, diciamo, grazie a Lucky K, eravamo rimasti. La madre di Tu sei Rachele, Lucy comunque. Lucy, giusto. Grazie Lucy. La madre di Rachele ha cominciato a sbatterci nella porta. Ara, bucchi, dove va? Ara, non ti preoccupare, non ti va? Come farti in mamma? Ti sento, vieni a casa, non ti va? Non ti preoccupare, non faccio niente. La madre di Rachele inizia a battere sulla porta. Rachele, ti prego, apri la porta, dice la mamma. Non c'è più tempo. Sono finito di fazzoletto. Devi fare una cosa. Cosa? Apri la porta e te lo dirò. Il telefono di Rachele vibra per un messaggio della nonna. Rachele, dove sei, nonna? Nonna, la mamma vuole che apri la porta. Non aprire la porta, Rachele. Ma c'è una chiave in cucina. Ah no, perché tu chiave? Probabilmente sta andando a prenderla. Ascolta, Rachele, puoi uscire da una finestra? Penso di sì. Lo devi fare adesso. Rachele apre la finestra della camera degli ospiti e salta nel prato lì sotto. Il caso americano, tutta la stanza degli ospiti, un prato, la piscina e noi ci facciamo i fa. Corre nel bosco dietro alla casa e si accovaccia dietro un albero. Senza fiato, manda un messaggio alla nonna. Sono uscita, ma sono dovuta scappare da mia madre. Che succede? Ho tanta paura. Dice a nonna, ora dove sei? Ci ha mandato la foto del labbro azzurro. Sono nel bosco dietro casa. Te ne presenta questa casa cappuccetto rosso? Devi venire al cimitero. Ma questo è sì. Adesso? Ma perché? Nonna, me lo devi dire. O torno a casa. Mamma ha bisogno di me e io l'ho appena abbandonata. Rachele, ascoltami. Tua madre non è più umana. E sai quella cosa? Quella cosa che si è impossessata del suo corpo? Ma che è? Ma che è? Oh! Ma cacchio te muore! Ah, quella cosa che si è impossessata del suo corpo vuole ucciderti. Questo mi ha voluto dire al finale. Poi c'è la seconda parte, ragazzi. C'è la seconda parte, ragazzi. Beviamo un po' perché sto un po' con la gola. Capito? Ah, voglio. Questa storia qua la state capendo almeno. Questa qua la state capendo. Io vi racconto la storia prima di andare a dormire. Mi piace o no? Questa storia almeno, si capisce un pochino. Simpatico, simpatico. Ah, ok, questa qua. Ok, ok, sì. Ok, la state capendo, ok, meno male, meno male. Allora, praticamente è impossessata la mamma. E ora vedremo come va a fornire. Allora, did with devil. Rachel Rich, che significa che qualcosa si è impossessato del corpo di mamma? Com'è possibile? È perché ho fatto una cosa... dice la nonna, è perché ho fatto una cosa terribile. Ma l'ho fatto per te. Cosa? Cosa hai fatto? Ricordi che tua madre era molto malata l'anno scorso? Sì, ma è passato. Adesso sta meglio. Vero? No, la verità è che non è mai guarita. Cosa? È per questo che si comporta così? Sì. Ma stava bene quando è uscito dall'ospedale. Perlomeno fino a poco tempo fa. Ora che ci penso, puntini, 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 in queste ultime 2 settimane si è comportato in un modo strano. Ma pensavo fosse dovuto alla malattia e al dolore per la morte di papà. È diversa, Rachel, è diversa la nonna, è tutto colpa mia, la nonna. La verità è che non potevo lasciarla morire. Per il tuo bene. Tuo padre era appena morto e non potevo permettere che perdessi i genitori, uno dopo l'altro. Cosa dici, nonna? Non capisco. Saresti rimasta orfana, Rachel. Cerca di capire la mia situazione. Tua madre stava per morire. Il sacerdote le aveva già dato l'estrema unzione.
Perché non mi ha detto che stava per morire? No, perché me l'hai detto? Avrei dovuto essere con lei. Perché non avevo intenzione di lasciarla morire. Mi sono semplicemente rifiutata di lasciarla, puntino, 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 morire, puntino, puntino, puntino. È stato allora che mi si è presentato il diavolo. Il diavolo. È apparso sul letto dell'ospedale di tua madre. Oh porca puttana. Ha detto che avrebbe fatto un patto con me. Uè, che patto? Patti chiaro, amicizia lungo. Forse non lo sai, Rachel. Ma nel momento in cui lo spirito di tua persona lascia il corpo, un consanguineo, spacci i miei verbali sulla mucca chi è morta. Un consanguineo. un consanguineo. Paolo, come si legge Paolo? Paolo! Bazzvaluzzo. Signor ragioniere, mi dica lei come si legge. Che scusa, che parola? Consanguineo. Consanguineo si legge. Consanguineo. Ok, grazie ragioniere, io ci un com'era? Consanguineo. Un consanguineo lo può intercettare in presenza del diavolo e agire per conto della persona che sta per morire. Lo può fare, ma è sbagliato. Rachel, tutto quello che fa il diavolo è sbagliato, ma a volte una cosa sbagliata serve a farne una giusta, o che sembra giusto in quel momento. Così, facendolo da parte di tua madre, ho permesso al diavolo di avere il controllo del suo spirito. Perciò speriamo, abbiamo scoperto i rumori che emanavano, perché se vuoi spirito in quello speriamo, è tutta una cosa di spirito, in modo che potesse vivere. Cosa? Nonna, è una cosa molto egoista. Sì, lo ammetto, l'ho fatto in parte per me, ma soprattutto per te. E se tua madre fosse morta quel giorno, Rachel? Non lo so, immagino che non sarei riuscita a sopravvivere. Erano trascorsi solo 2 mesi da quando papà era morto di quell'incidente. Lo vedi? Sarebbe stato troppo duro da sopportare per te. Ma duro ci piace a Rachele, non ti preoccupare. Sarei potuto andare a vivere con te. Io e mamma ne avevamo parlato, quando pensavamo che non ce l'avrebbe fatta. E io ti avrei accolto, ovviamente, dice la nonna, ma nulla è paragonabile all'amore di una madre. È quello che ho detto al diavolo quel giorno, quando gli ho venduto l'anima di mia figlia. Nonna, ho paura di chiedertelo. Che tipo di patto hai fatto con il diavolo? Lui mi ha detto che sta creando un nuovo esercito di seguaci sulla terra e saranno tutte donne, perché le donne sono gli esseri umani più forti e hanno il tipo di potere di cui ha bisogno. Tua madre è stata scelta fra le prime, perché il diavolo ha visto quanto è speciale. Oh, nonna, so che la mamma è speciale, ma come mai? Lo pensava anche il diavolo. Ha detto che ha il cuore da guerriero e che è nata nell'epoca sbagliata. Lui farà in modo che lei possa mostrare la sua vera forza. Mamma è forte, nonna, ma ora quella forza verrà usata per fare il male. Nonna, perché hai fatto quel patto? Nonna, dovevi lasciarla morire, nonna! Invece hai lasciato che il diavolo si impossessasse del suo spirito. Lo so, è stato uno sbaglio tremendo. Sono stato debole, mi spiace. Ora come possiamo fare? Mi fa paura il solo pensiero di cosa può fare il diavolo. Mamma non dovrebbe essere usata in quel modo, ne sono sicura. C'è una cosa che possiamo fare, solo una. Dimmela, nonna. Tua madre è ancora parzialmente umana. Ogni giorno il diavolo toglie un po' di più di umanità dal suo spirito. Stanotte a mezzanotte sparirà l'ultima parte di umanità. Il diavolo avrà il controllo completo su di lei. Oh mio Dio, nonna, e poi che succederà? Puntini. Nonna? Nonna, ti prego, rispondi! Quel rumore che hai sentito stanotte era tua madre che cerca di trattenere quel piccolo lembo di umanità che ancora le rimane. Il diavolo aveva ragione. Tua madre è una donna molto forte. Eppure lui sa che sarà sua stanotte. A meno che, puntine, a meno che... Incontriamoci al cimitero, Rachel. Sulla tomba di tua bisnonna, la conosci? È l'unica soluzione. In quel momento Rachel, sente il rumore di rametti spezzati.
Poi vede una sagoma. È sua madre. Oppure se tu sangue, può morire da quel momento. Ma non è proprio sua madre. Ah no. È un coltello in mano. E stava a tagliare il pane, si prepara la roba mezz'ora. Dice la madre, vieni Rachel. A mamma. La terza parte, vai giù. Vieni, ti prego. Dice la mamma. Ti ha molto attaccata sul tuo. Ragazzi, questa storia è un poco più intrigante. Vi piace, no? Zan 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 zan. Vedi come lo sa Vale Panico? Vedi, vedi. Rachel, ti prego. Rachel. Un paio di tiri di sciammucca qua di. Ok. Let's go. Siamo pronti? Davide, alto Davide. Davide Maione, Davide Maione, Davide. Eccolo qua. Ecco qua, l'ho messo. Ragazzi, siamo pronti, vediamo come va a finire, ragazzi. La vista di sua madre terrorizza Rachel. Malgrado ciò, una parte di lei vuole correre ad aiutarla, ma scappa verso il cimitero e verso sua nonna. Dice a nonna, Rachel, tesoro, avevo tanta paura. Presto, non c'è tempo da perdere. La nonna prende un ago e va verso Rachel. Gesù Cristo. Lascia che ti punga il dito. Ti proteggerà da tua madre. Rachel quasi la lascia fare, ma poi indietreggia. Corre alla tomba di suo padre e appoggia entrambe le mani sulla lapide, come per assorbire forza. La nonna compare con l'ago ma si ferma, proprio prima della tomba. È come se un campo di forza invisibile le impedisce di entrare nello spazio attorno alla tomba. Poi compare un'altra sagoma, la madre di Rachel. Rachel, stai là, dice la mamma, demora lo spezzo e coscia. La nonna non ti può fare niente se tocchi la lapide di tuo padre. Se ti fai pungere il dito non ci sarà più speranza. Mamma, perché ha quell'aspetto? Perché ha un coltello? La madre lancia un grido che strafigge tutto il cimitero. Ah! E la nonna resta immobile e silenziosa. Dice la mamma, Rachel, senti mamma. Quel grido immobilizzerà la nonna solo per 10 minuti. La nonna ha un'espressione furiosa. Non può fare nulla per ora. Rachel, cosa ti ha detto la nonna? Ha detto che ha fatto un patto col diavolo e che lui si è impossessato della tua anima e che a mezzanotte sarai completamente in suo potere. È tutto vero, Rachel. Oh mamma, mancano solo 10 minuti a mezzanotte, perciò devi essere coraggiosa e agire in fretta. Sei forte come me, ci credo. Lo so. Cosa vuoi che faccia, mamma? Intanto devi sapere che nonna non ti ha detto tutto, perché quei giorni in ospedale il diavolo si è impossessato anche della sua anima. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Lei è più vecchia, quindi lui ci ha messo meno tempo ad averne il controllo totale. Quella non è tua nonna. È una seguace devota del diavolo. Quella donna non ha più alcuna umanità. Non so a chi devo credere. Pensavo che stesse cercando di aiutarmi. No, voleva farci venire entrambi al cimitero. Perciò ti ha voluto dire almeno una parte di verità. E una volta che ti ha convinto a scottarla, sapeva che io ti avrei seguita. Il diavolo ci vuole qui tutti e tre insieme. A mezzanotte proverà a farci poggiare le mani sulla tomba di tua madre e di tua nonna, tua bisnonna Beatrice, per creare abbastanza potere da far diventare anche te una seguace. Capite, no? Oh mio Dio, dice Rachel. Non devi lasciare che accada, Rachel. Lo so, ok mamma, cosa devo fare? Fra qualche minuto non avrò più la forza per impedirlo. Il diavolo avrà il controllo totale. E non abbiamo idea di che danno sarà in grado di fare. È così forte. Noi siamo così forti, Rachel. Noi a mamma e te a mamma Toia.
Se si impossessa anche di te, noi quattro insieme diventeremo così forti. Ecco perché ci ha scelte. Ecco perché ho bisogno che tu, puntino puntino, mi uccida. Deve uccidere la matra. Voglio ad uccidere la mamma. Voglio deve ammazzare la mamma. Con questo coltello. Porca di quella puttana. È l'unico modo. Cosa? Non posso. È un omicidio. Non posso uccidere mia madre. Rachel, guarda, ma ci sono vari divoletti di sangue gelido che scorrono sulla sua pelle bianchissima. Nessun essere umano normale ha questo aspetto. A mezzanotte non sarò più umana. A mezzanotte non sarò tua madre. Ta 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 ta. Rachel, devo essere uccisa dal sangue del mio sangue. È il solo modo per far finire questo incubo. Mamma, non posso. Sì che puoi. Prendi il coltello e ficcalo nella... Non so da parte. Prendi il coltello e ficcalo nella mia mano. Se fossi ancora un essere umano normale mi ferirebbe soltanto. Ma siccome oramai ho pochissimo sangue umano mi ucciderà. Mamma, ti prego, fammi riposare in pace con tuo padre. Mo cacchio da mo taccire, ma... Dice la mamma, ti prego Rachel, sono che l'unce, quasi è l'unce, quasi mezzanotte, devi farlo adesso. Tesoro, ti voglio tanto bene. Sono così fiera di te sempre e che ti sono stramurta, alla fine parlare che sta da cirre. E so che farai tante cose buone nella tua vita. Anche io ti voglio bene, mamma, che dici? Ma piano qua fermo, che mamma lui, che dici? No, eh? Rachel prende il coltello della madre, alla madre, e glielo ficca nella mano sinistra. Escono alcune gocce di sangue. Poi la madre cade a terra, senza vita. L'essere dentro il corpo della nonna emette un urlo disumano e scompare lasciando per terra il corpo vuoto. Rachel si lancia sulla madre singhiozzando e dice addio mamma. Il diavolo aveva ragione. Sei la persona più forte al mondo. È finito! Che bello, mamma mia. Un'informazione, scusate, ma la nonna che fine ha fatto? Sta ancora bloccata. Scusa, a mezzanotte sarà sbloccata la nonna, che fine ha fatto, ma no? Bassano. La nonna? Io non lo so. Non ci sono parole. Veramente io non lo so. Ragazzi, sta per arrivare il momento di Omegle. Lo volete Omegle? 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 Sì o no? Aspetto i vostri messaggi, se mi scrivete, sì. Allora, Omegle, ovviamente ho già picciato la luce, ma fatemi prima sistemare qua perché sennò non riesco. Allora, questa qua lo cancelliamo. Oh. Allora, facciamo più Omegle. Omegle. Questo qua. Ok, lo devo mettere di qua. Di qua. Questo qua lo metto di qua, item worst. I commentari metti. I commenti, sono anche i commenti, ok, allora. Datemi solo 2 secondi, datemi solo 2 secondi. Allora. Allora, aspettate ragazzi. Allora, attendete un attimo.
un attimo, attendete, sto sistemando un po' capi, ciocco, perché sennò non riuscite a vedere niente. Aspettate, non vi muovete. Non vi muovete, non vi muovete. Non vi muovete. Allora, cattura, finestra. Stanno tutto questo. Non su cazzo. Cattura schermo. Ecco qua. Aggiorniamo la pagina. Ok, a me mi vedete. Tutto a posto, mi vedete. Devo solo mettere una cosa qua, perché se no devo mettere tipo la censura, perché escono tanti pisellini fuori, ragazzi, tanti pisellini fuori. Quindi per non far vedere i pisellini, piselline. Ok, mettiamo questo qua, lo mettiamo qua nel caso escono i pisellini, ragazzi. Ok, perché qua fanno tanti zozzi. Per non farlo vedere mettiamo questo. Allora ragazzi, siamo pronti? Siete pronti? Un attimo solo un po' di sternecciamento. Ah. Ah. Olè. Sono cambiato. Ma perché hai una parrucca con Buonasera. Ma perché hai una parrucca? Perché ho una parrucca. Non l'ho già capito. Non l'hai capita? No, perché tieni una parrucca? Tengo la parrucca perché non tengo i capelli. Non ne ho vero. Come non devo avere? Non ne ho vero. T'ho giuro. Fammi vedere. Ah, non tengo i capelli, ma leva la parrucca, non tengo i capelli, no, scusa, ma. Fammi vedere. Ah. E capo là, ma ci capelli. Fammi vedere. Che muoverei? A capo. Ah, capa. Ah, ecco, guarda, sono bello, va. Tengo pochi frangetti. Vedi? Semplice. Scusa, Sei, ma. sei simpatico. Grazie, come sei gentilezza tu, sei proprio una. Quanta gentilità, tutti in una sola botta, mamma mia. Troppa gentilità. Scusate, ma cosa state cercando qua sopra? Fatemi un po' capire a me. No, così, basta fare così. Giorgio. Come? Giorgio! Anche chi è bicchia? Aspetta, che stanno chi cosa mangia? Ma si bella, mo. Eeeh! Non si ferma nessuno, guarda. Non si fermano, stanno tutti quanti con i pizzellini fuori. Guarda! Vedi? Bella zia. Ma non sapevo. È questo qui, è Carmelina, no, Carolina Gamer. Ma che sta a dire? Che colpo che ho preso! Sei tu quello della live. Porca puttana, sei tu. Che colpo! Sei tu, cazzo, lo so che sei tu. Ma chi sono io? E tuo figlio è Luca. Ma scusa, tu sei quella Anna?
Wow, tieni un mazzo esagerato! Mamma mia! Sei favoloso! Grazie amore mio, come sei gentile, mamma mia, quanta Adoro! quanta gentilezza, mamma mia. Adoro! Io Cosa? feto, mi sono lavato, puzzo poco, non adoro. Gli shampoo usi sono molto lisci. Come? Gli shampoo usi sono molto lisci. Sì, Shampoo usi? sì. Che per sicurezza. Vai, allora, io praticamente, mi spiego, Vedi? non lo uso. Oronzo. No, Ronzo, non lo uso! Ora non sono stronzo. No, non lo uso lo shampoo. A me praticamente sono una donna talmente naturale che non si lava nemmeno, capito? Dove hai preso quella parrucca? Questa qua è dei cinesi. 6 euro, 7 euro. 6-7 euro. L'hai inculata. Questa mo c'ha 2 anni questa qua, guarda, si sono un po' intostati i capelli. Li hai tostati? No, si sono un po' induriti, ecco. Non mi veniva il Il nostro è termine. formaggio. Ti piace il Sì, arrivo. formaggio? Aspetta che parlo io con lui. Parla tu con me, parla tu, parla. Ora parliamo di cosa tra maschi, ok? Sì, da femmina a maschio, vai. Come vuoi tu? Allora, frate, come te chiami? Te lo scrivo. Vai. Comunque in questo momento sei in live, su YouTube. Siamo in live su YouTube. Chi è quello dietro di te? Enrico. È bruttissima proprio. Bruttissima proprio. Ah, cagnato. Ha chiappato a chi la dava, maronna, mi voglio esagerare. Spazzim di nari, scusa, fammi capire. Vabbè, mi piace ridere. Ah, ok, ridiamo. Se vuoi ridere, ridiamo. Vabbè, ogni tanto chissà. No, si deve ridere perché comunque è importante ridere, perché chi non ride, non ride, no, è brutto. Vabbè, certo. E dimmi una cosa solo a me però, no, dimmi una cosa, ma cosa cerchi? Niente, solo che sto cazzeggiando un po' e non ho nulla da... Stai cazzeggiando con i cazzi che si vedono qua sopra? Non ci capite niente. Ma stanno tutti quanti i piselli, mamma mia. Non ridere. Perché sei fortunato, non ridere. Perché tra tanti uomini che stanno qua sopra, tu sei l'unico che ha acchiappato a una donna. L'unico. Tu ridi, ridi. Ok? Non morire, no, non morire. Per favore. Non sia mai. Cosa fai di bello su questo magnifico sito? Che è morto. Kurt Cobain. Come? Kurt Cobain. No, l'ultima parola non l'ho capita. Kurt Cobain. Che cazzo è? Aspetta, te lo scrivo. Ok, giusto, è meglio, se no non capisco, capito. Sarebbe? È quello dei Nirvana, il cantante. Ah, quel mio amico, sì, mi ricordo. Ah, un amico tuo, Sì. Ah, ma perché sta parrucca? Tu perché non ce l'hai, scusa? Io c'ho i capelli miei. Io non ce l'ho, scusa, mi sono messa la parrucca. Però sei divertente. Sì, Allora fai una cosa. Vai su YouTube e scrivi così, guarda. Va bene? Sei tu? Sì. E fai sti video con questa parrucca tu? Yes. E dopo vado, dai. No, se vai mo ti vedi pure in diretta perché stai in live. Ti stanno, Ah, vabbè. ti stanno guardando, quindi. Oh, un saluto, bello. State al cellulare, quindi non puoi vedere, giusto?
no. Infatti, vabbè, beh, vedi dopo, non va niente. Ti auguro di prendere qualche ciaccarella qua sopra perché non si vede mai niente, però te lo auguro. Io non ce l'ho la ciaccarella, se no te la mostravo, ma non ce l'ho. Mi dispiace. Va bene? Ciao, amore. Dopo sto canale, dai. Va bene. Ciao, Vediamo. amore. Ciao. I bambini stanno qua sopra, ragazzi, i bambini stanno qua sopra. Uè! Lupin. Quanto? Mannaggia la miseria, mannaggia, mi fate cagasso! Ciao. Ma porca di quella puttana! Vai. Che distratta, coglione. Non ho capito, in da puttana di mamma, non ho capito! Ma che faccio di ridere! Vai a casa! Coglione. Vieni, non vieni, ti sta a fa mamma te! Capito? A buca mamma, sto coglione qua. Quando è brava la creatura la Kinder, ma no, puc, dannacci, quanto si brava! Ma sta zitto te, coglione. Ma tu sei il bimbo della Kinder, non sbaglio! Napoli merda. Sì. Forza Juve. Sì, Le grandi seconde che quest'anno. Ma che me ne fotte a me Napoli! L'altro perché ha più scudetti di voi. Ma non me ne fotte! Scusi, chi è quello? Ma chi è quello dietro che te la voce paperino? Il Brescia ha più scudetti di voi. Beh! E quindi? Tegone. Sinceramente, seriamente ragazzi, una cosa seria. Allora, sei veramente il bambino che ha fatto, cioè la Kinder, quello là che sta sulla cosa Grande bravo! Ma sei tu? Grande bravo! Conosci Pategna? Ma sei tu? No, veramente, è una domanda, ti ho fatto una domanda semplice. Pategna è una puttana, ripeti. È tuo cugino. Allora, aspettate, mo vi dico una cosa e vi faccio esaltare, va bene? Va bene? Vai. Allora, io sono uno youtuber, no? Come ti chiami? Ok, qualcuno di voi va a controllare, lo scrivo Chi è qua. tu? Cerco io. Vai, vai, vi faccio un po' esaltare. Cerca il cioccolatino Kinder. Com'è che ti chiami? Kinder, che Kinder? Te l'ho scritto, vedi? Carmine mia. Carmine. Qua. Vediamo un po'. Però mo mi dovete dire una cosa tutti quanti. Sì. Calma, calma, calma. Calmi adesso, calmi ragazzi. Allora, Ti seguo adesso. ok, allora, mo mi dovete dire solo una cosa, ok? Anzi, due cose. Va bene? Allora, mi dovete urlare pace e amore. Sì. Urlate Adesso? pace e amore, vai. Pace! E un'altra cosa, ragazzi, lo dovete fare per me. Forza Napoli! Grandissimi! Forza Napoli! Sei Grande. simpatico con me. Grande, grandi, vai giù, grandi! Ragazzi, Ciao. vi ringrazio, alla prossima! Ciao! Ciao! Cioè, voglio, vedete un poco. Uè, scusa. Vediamo un pochettino. No, è inutile, non fare così, scusa. Io ti devo fare delle domande. Tu sei su questo sito per cosa? Vorrei capire, scusa, mi sono delle domande che io mi sono spontanee, capito? Cioè, magari io se avessi la ciaccarella, quella cosa, te la farei vedere, ma non ce l'ho purtroppo.
Su chi sta la panza rossa, no? Tipo un tipo questo. Buonasera, innanzi chi dai bestia. Chi sta sta chi mani in damo, no? Chi sta sta causa in zona? No, non mi ridere così perché veramente mi fai sentire offeso perché mi sono brutto, scusa. È bestia però a te. Oh Gesù Cristo mio, ma che sta che si sta fuori che là, va giù. Va giù. Ah! Va giù, voi non l'avete vista, oggi vista io, va giù. Voi non avete visto, meno male che non avete visto. C'era una con le tette fuori e stava giocando con il joystick del fidanzato. Comunque, vabbè, questo era tutto. Questo sito è incredibile, ragazzi. A volte ho paura, veramente. A volte ho paura. Davide, purtroppo non lo posso far vedere. Non lo posso far vedere. Ha cagnato subito, ha cagnato. Vabbè, continuiamo ragazzi, continuiamo. Volevo dire, vai giù, cacciamo, non posso fare vedere. Il Stato sta cuffraria là, il Stato pure sta maniera. Purtroppo la sera è così, quando siamo sole cerchiamo compagnia qui, altrove, cerchiamo compagnia altrove e niente, siamo sole, questa è la verità è questa. Però, purtroppo è così. È morto. I piedini. È così, è vero. Questo. Sì, lo ricordo io. Ti ricordi di noi? Non lo so, se vi fate vedere, perché non vi vedo, scusa. Lo sai che sei bellissimo? Grazie, Maro, che complimento, mi fai squagliare. Cioè, pensa che casualità. Sì, ma a parte con questa parrucca veramente gli dona in una maniera Sì, incredibile. mi dona. Guarda, nessuno dona, no, praticamente sto in live, ma nessuno mi dona niente. Quindi... Vabbè, perché... Dai, mo ci uniamo anche noi. Va Andiamo bene, a va bene. fare il Patreon, dai. No, Non ci abbiamo granché, comunque ma... siamo in live, ve lo voglio dire, magari fa sapere, sono in live e vi stanno guardando più o meno 600 persone, va Che bene? bello. Sì. E questa è la cosa. Ma Cosa tanto io stavate ci- facendo di perché- bello? Che cosa? Che cosa stavate facendo di bello? Niente, stavamo così, stavamo giù vedendo A cose. cazzeggiare più che A altro. catteggiare con i cazzi che si vedono qua sopra, Però che schifo, no? Giusto. No, prima mi è capitato una donna con le tette fuori che stava giocando con il joystick del fidanzato, veramente una cosa incredibile. Veramente incredibile proprio. Ah, No, così no. comunque, quei capelli sono veramente troppo Sì, belli. sì, Sì, bellissimo. ma poi la cosa proprio più importante, è una priorità per me, è la pulizia dei capelli, proprio. Esatto. È la cosa principale. Se non c'è la pulizia nei capelli, non so capelli. Esatto, bravo. L'igiene prima di tutto è importante. Giusto. Sopra e sotto, ovviamente, perché... Certo. Esattamente. Visto? Certo, è normale. Sì, che poi là è una zona chiusa, quindi si appantana tutto. Esatto, sgradevoli odori e robe così. Giusto. Vabbè, io vi lascio ai cazzi vostri, nel senso non ai cazzi che vedrete, ai cazzi... hai fatto... Certo. Vi mando Vediamo- un È bacio. molto bello comunque. Grazie mille, amore mio. Ciao, un bacio. Ciao Ciao. amici! Ciao. Ciao. Molto muscoloso, No, che cazzo stai a fare? Vicino a me che cazzo stai a fare? Uè, chi è? Sono Cristian, ciao, ti Chi seguo. Cristiano è? Che Cristiano sei?
Fino a mo' ti stavo cercando. Ma vedi sull'immattunella. Vedi sull'immattunella intera. Lo so, sto con il tablet. Fatti vedere da un buon medico, per favore. Fatti vedere. Sono un bravo bambino io, Sei un guarda. bravo babbuino. Guarda quanto sono bello. Fammi vedere quanto sei bello. Mamma mia! Ma è troppo bello questo bambino, ragazzi! Grazie. Grande Cristiana. Posso fare la foto? Vai, vai. Aspetta, sì, mo faccio lo A screenshot. piacere tuoi. Grazie. Di niente. Alla prossima, cuore. Tantissimo. Grazie, amore. Ti. Grazie. Ciao, amore mio. Ciao, ti voglio bene. Pure io. Un bacione. Ciao. Ciao. Amore mio, che si stai? Allora te mi si tu garage, sta. No, sei nata stanza, scusa. Tutto a posto. Mamma mia! Ma pensavi non è che lì là che sta con pisello in mano, ti ci sta lontano di poco così, pensavi che sta fuzzoso. No, sto poi girando. Ma sta Juventus, sto diluvio. non stai casa. No, sono a Perugia. Ah, Perugia, pure che da fuori lui, sto a Giuliano, precisamente, se è cagnatizio solo io. Allo? Sì, ti vedo. Tu mi vedi? Mi vedi tu a me? Scusa, mi vedi? Ma tu pensavi che era femmina? Un lampadare lo saccio, non lo tieni, che già fa? Fatti vedere tu. Scusa, no, abbassa il telefono. Abbassa. Va detta. Guardi, ma chi si vede che sono femmina? Ma boh, ne ha fatto con questa, chi ne è sua? Oh, è biondo come me! Dai. Non può essere chi sta sbagliando, esagerato. Aspettate. Devo rispondere al telefono, non mi distrarre, per favore, non mi disturbare, sto parlando un po' al telefono. Ya. Ci sono le mie cose. Su, tu mi guardi, mi sento osservato, però. Scusa. Chi spazzi miei? Ciao, scusami, stavo un po' impegnato con il cellulare. Dimmi tutto. No, dico, ho detto dimmi tutto, non so, cioè, che stai facendo? Che? Niente, mo mi sono messo, stavo sulla tua diretta e mo mi sono messo su Ah, ma questo sito. conosci a me! Ma pare, sai che ero marocchino, che ne sai? No. Non eri No, perché da poco mi sono messo su live e ho visto il sito, ho sbagliato pure a scrivere, quindi sono un tuo grandissimo fan. Grande, amore mio. Forza Napoli sempre. Sempre. Amore mio, ti mando un bacio Comunque, foto. grazie. Ciao, Dani! Ciao. Fai paura. No, non è vero, non mi dice, però io mi prendo collera se lei dice queste cose, lo sa. Perché io sono una ragazza molto sensibile. E lei queste cose non può dirmele, capito? Sei forte, va. Ah, grazie. Ciao. Ciao. Maurizio Costanze. Schiaffo! Che Bella sorella. Quanto sei figa. Grazie, quanto è gentile questo ragazzo, mamma mia.
Grazie mille. Come senti di questo ragazzo? Come ti chiami? Mi chiamo Carolina, piacere. Porca madonna. Ma il tuo amico non ha mai visto una ragazza bella come me, così... Io? No, il tuo amico, dico. Il tuo Lui? amico. Io? Lui Non ho sì. mai visto una ragazza così. Sei troppo bella. No, perché diglielo che comunque io rispetto alle altre ho una cosa in più, tengo i buff. Capito? Una amica. Sì. Sono naturale, non mi depilo, cioè sono acqua e sapone. Volte Pure sono un'altra acqua. cosa. Sono solo Meno acqua e male. sapone. C'hai pure un'altra cosa oltre ai baffi. Come? C'hai pure un'altra cosa oltre ai baffi. Ah, certo, certamente. Ho il cavalletto, diciamo. Sì, quello, giusto. E cosa cercate? Lo cerchiamo. Io se Non teneva si la sciaccarella ve la facevo vedere, purtroppo non ce l'ho, mi dispiace. Lo so che volete vedere quella, però non ce l'ho. Vabbè. Capita. Capita, capita. Tipo. Magari. Dentro, vai giù. Vabbè, sostituiamolo con un messaggio vocale. Mamma mia, che bel ragazzo, non ho mai incontrato un ragazzo così. Mamma mia. Quanto è carino. Ciao. Perché non parli? Ah. Sì, infatti che so. Di dove sei? Di giù? Sud? Ah, che parte? Che? Bari? Ah, Taranto! Siamo vicini, sì. No, non so Bari, qua. Napoli. Siamo lontani. Ah, Benevento. Bellissimo. Ah, lo faccio lo quazzo. Aspetta. Non mi trovo a parlare da sola, capito? Ah, Gagnano. Oh! Oh! Vecchio Roma! Facciamo, maronna, mi era successa sta cosa stasera. È un'ora che ti sto cercando. Oh, vede. Mi hai trovato, mi hai trovato. Posso fare una foto? Va bene, Aspetta. prego. Ma guarda chi ho incontrato. Buonasera, signora. Ecco. Buonasera, signora. Buonasera. Tutto a posto? Tutto a posto, te sta a posto. Tutto a posto, signor. Guarda, un figlio vostro sta sul sito, che ci pizzellina fuori, signora. Ma è venuto a trovare me cangop, invece io quando trovo sti cristiani che fanno i tutto sì, li faccio cazziate, capi? Faccio io. Chi le bambine? Siamo. Aspetta. Ma che stai facendo? No, stavo cercando a me.
T'ha trovato. E mi ha trovata. Non sei lo sta, chi stai? Ah, non sto, che passa? Già sto. Sta a Bologna, non sta a Napoli. Ah, Bologna. Sì, pensa un po'. Mannaggia la miseria. Ogni l'ha trovato. Mo venga, aspetta, mo su tutte cose bene, non ti preoccupare. Mo venga, non ti preoccupare. Signor, fu bravo sto creatura o no? Fu bravo sto creatura, sì o no? È brava, è brava. No. Va buono, meno male. Signor, ma è che ha fatto i capelli gialli, si è cercato con qualcosa in besonna. No, vuole fare come te. Dale qua a me! Ah, ci capito. No, io ho fatto il novelle, io ho fatto la mele biondi. Ci capito. Allora tu le cercate e le trovate. Ah, Lascia facciamo una spacciamo le foto, signora, bella foto, ce la fa. Stiamo facendo il video? Vai. Io. Ok. Aspetta un attimo, Claudia. Ok. Bene, sembra. È fatto. È venuta? E che ti sta dicendo, mamma? Chi è? Io, dimmi. Chi lo muove appena mi ha vista, ha detto, ma, currucca! Niente, subito si No. Facciamo a voi, signora. Vado per vedere a mamma. Hai visto? Stanno mazzi perché stanno con gente che hanno per mai qua. Sto un'ora, per tu trovare. Stavo pure Claudio qua. Ma le trovate, che devi fare? Volevo su si da miezza, perché se certi cose tanto le piace le va miezza. Veramente? Sì, uno avevo visto le varie. Io no, non l'ho visto. No, vabbè, ovviamente il Leven loro passano avanti, possono passare. Vedi, prossimo. Però ovviamente, mo hai visto a me, mo vada qua, mi raccomando. Ciao. Ciao, Buonanotte. amori miei. Buonanotte. E voglio non male, la già dice che stanno a luogo, che passa sito che fa schifo, no? Sei triste stasera tu, amore. Ma tu sei Rekins? Sei Rekins? Ah. Sì. No. Oh my boy. Pigliò un culo. Caroli! Tu sapevi a te stavo cercando? A te volevo trovare? Sta a posto a te? Sta a posto. Meno male, meno male. Che stai a fare bene? Sto facendo, stai cercando a te. Ah, stai cercando a me, ci capisco. Stiamo fare una foto. Non male, facciamo la foto, va. Va. Comunque, Cammani, vuoi salutare il cugino Emanuele? Cugino di Emanuele? Ciao Emanuele, ciao, facciamo la gente. Dai tu cugino, ciao, facciamo la gente. Grande, Caroli. Amore mio, ti saluto, un bacio a te. Ciao, amore. Ciao, vitami. Nunzia Siciliano ha donato €1, grazie mille Nunzia. Grazie mille. Per la donazione e per chi supporta il canale.
Ma tu stavi pure l'altra volta qua sopra. Perché stai qua sopra tu? Niente, più. Caparezza. Si è fatto male. Oi! Uè! Ehi! Oh! 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 Carolina, a me! Uè, oh no, Vieni qua, a me! Camma, camma! Carme, curro, carme! Camma, camma, vieni! Carme, Camma! curro, carme! Camma, camma! Chi t'abbia buoni! Camma, mica! Ma non sta Carmela, ma non sta! Carmela, chi si chiama? Si chiama Carmela. Chi si chiama Carmela? Carmelo! Da box! Ah, Carmelo! Sta a posto a te? Sono Gabriele Live! Grande amore mio. Grandissimo. Voi facete brave, eh? Se vedete per studiare il cangop, passate annanzi, mi raccomando. Ok? Vabbè. Ciao, ciao! Ciao, vitami! Sì! Vittoria reale! Dai! Te, guarda qua, te. A posto. Tutto a posto, a te! Che si dice? Il solito. Il solito, il solito. Guarda che piove, sono in Sicilia. Oh, bella, bellissima Sicilia. Ci voglio però venire, piove. ci voglio venire in Sicilia, mannaggia Giappetta. Però piove. Il E solito. vengo quando sto solo. Come? Vengo quando c'è il sole. Domani. E domani a me vengo a fare un giro. Forza Juve però. Ah! Non lo dire! Perché? Stanno 700 persone che ti stanno guardando e tu dici forza Juve. Non lo dire. E che fa? No, non lo dire. No, per me puoi dire pure forza Lazio, mi passi un cazzo, però è per loro, capito? Hai capito? Ma non giochi a Fortnite. No, stasera no, abbiamo fatto festa. Come abbiamo fatto questo? Abbiamo detto vabbè, cambiamo un po', facciamo qualcosa di diverso. Ah. Sì. Ma non giochi tipo FIFA, GTA? Ma GTA sì. GTA sì, importante. FIFA no. Non ti piace come gioco? No, non mi piace perché devo giocare con joystick e non lo so proprio usare. Capito? Amore mio, io ti saluto, va bene? Sì. Ciao Carolina. Ciao, vitamina. Come città però. Come? Forza Napoli come città, come calcio zero. Bravo, ok, ci sto pure io, Ciao. Ciao, amore mio. Ah, è una noia questa sera, Maronna Santa, che hai visto fantasma? No, Carmine, guarda qua. Che? Guarda là, guarda là. Guarda là, va. Mi sto Ecco, già- finalmente. Mi sto acchiappando sulla voi, cago. No, allora, Carmine, ma mi spiega una cosa. Ok, vai. Togli Allora, i dubbi, innanzitutto, stasera mi aspettava la live un po' a Fortnite. Fortnite, e chi le mi dice Fortnite non metti GTA non va, poi metti che metti a Michael, metti che là, che cazzo già fai, non sto manco io. Allora, la prima cosa è che fanno video che sto in mezz'ora per incontrare. Però aspetta, non qui te ci domanda una cosa. Io tocco in mano a capo, Ok. Allora, tu mi fai video un po' a YouTube, no? Yes. Quanti anni fai? 4 anni. Già facevo i video da prima, 2009, 2010, 2011, già li facevo con i miei amici, poi non l'ho fatto più perché comunque per organizzare un video era a mettere insieme riesco a capo e non lo facevamo mai sto video. E alla fine nel 2014 mi ha messo su lì a fare i video. Bravo, hai fatto come me. Io una volta parlai con Diego youtuber e te ne mancava era per il mio canale un po' YouTube, no? Però io mi domandai, cioè, perché non lo fai? Perché io non tenevo mai un componente per fare. Ah, cominci tu solo. Bravo, infatti però sto canale, mo per esempio, mo ti dispiace se mostro canale mio po' YouTube? Puoi fare quello che vuoi, stai tranquillo, vai. Questo è il mio canale di YouTube, si chiama Donka. Donka, vai giù. Se volete, iscrizione, non costa niente. Faccio
challenge, mo sto parlando pure di Giuseppe Savio, fuck time, Buono, cose buono, contro il bullismo. buono. Ma come ci fa? Cioè, a me ci stanno commenti sotto i video che dicono pure, cioè tu sei bravo a editare i video, infatti edito con Sony Sì, Vegas, sì. Camtasia, però non so riesco a stare iscritto. Guarda, allora, oggigiorno no, è proprio difficile. Difficile. Pare semplice, ma è difficile. Perché per niente esce tipo un saluto Antonio e con uno video ti fa proprio un boom. Però il problema sai quale per esempio di Teo, poiché c'è molti iscritti, si parla sempre di Teo. Cioè nel senso, Sì, ho capito, è ho capito, cioè, non è però. che hai avuto boom e poi è fornuto là. Sono sempre Cioè, costanti, ci sono sempre. bravo, questa è la bravo, cosa, tipo è vero. Ciccio Gamer, vedi, è Sì, sempre sì, costante. sì, questo è vero. È Io questo la che- verità, io non so manchi come faccio. Non è che poi mi metto a programmare sta... Tutti sti roba che live devi Fortnite perché mi fai morire, te lo giuro. Quando perdi, ciao. Ma no, quando dici chi ti ha morto, mi fai morire, veramente. Comunque sto cavolo ho dovuto trovare, hai capito? Ci come la voglio una casa, no, io faccio... contro a me. Cioè, Lo giuro, lo giuro. Figlio per te ci come la voglio una casa, comunque veramente. Grandissimo. Solo che mo qualcuno che sta guardando la live, io si iscrivo al canale, mi guarda. Guarda, ci devi credere. Io sono stato un anno. A me, cioè, già dal primo video, già sfunnai, si può dire. E c'è stato comunque, ha avuto culo, no? Sì, Un po' di culo ci vuole. sì. Però volessi pure un giusto culo, vai. Cioè, se ti piace, fa sta cosa. Sì, è la mia passione, veramente. È una passione Cerca di mia. creare novità. Fai qualcosa di innovativo, qualcosa che non ha fatto mai nessuno, qualcosa, hai capito? Sì, ho capito. Provaci. Ad esempio, Grazie, infatti Carmine. Omicol, no? Lo facevo tutti Sì. quanti tramite video. In live non l'ha mai fatto nessuno, ha fatto io, capito? E infatti, è così da giocare, grazie che l'hai fatto. fatto. Sono stronzatelle, però ad esempio sono cose che nessuno ha mai fatte, capito? Sì, infatti, è vero, è vero, è vero. Falle e non Comunque, no, io fin quando non raggiungo scopo mi lascio mettere mai. Vai, Comunque, continua. non lo so se ci fatto qualche iscritto, se ci fatto pure grazie a te. Ah, ma controlla un attimo, aspetta. Vai, vai giù. Ciao, ma fa un bello regalo a sto vai giù, no? Ma no! Come se non ci credo, Ma quando- 600 ci fatto 100 iscritti. Vai giù, Donka si chiama il suo canale. Non vi costa Eccolo niente qui. l'iscrizione, vai giù. Voglio veramente, non vi pentirete, mo spoiler qualcosa, sto facendo intervista dopo che vogliono mio, sto facendo tante che cose che vogliono mio, fuck time, scherzi a mio padre. Vai giù, vai. Ma no, vai, guarda, calmi, precisamente ero sì. Giuliano. Giuliano, quindi ti stai tanto a maglia. Tu Ma te lo giuro, sì. ti ne presenti Castellammare di Stabia? Sì. Sant'Antonio Abate, Ho un capito, paese Ho vicino. capito. Ci vado Lì. spesso lì, va a praticamente spettacoli, feste per comunioni, tutto si fatto qua. Ma tu quando fai Dei spettacoli metti in coppa a ristoranti, Facebook? No, va in dei ristoranti, comunque sono feste private, capi? Ah, ho capito. Ma te lo giuro, grazie Carmine. Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Stiamo a 622. Vedi che già aumentano sempre. T'ha detto, poi magari pure tu, si può fare, vendete qualche live che può fare, pure se non so giochi, capite? Perché oramai su questo YouTube sapere solo live i giochi. Allora è arrivato un certo Sì, è punto, Fortnite, c'è è da vero. sta qualcuno che fa qualcosa di diverso, perché sta gente che si scoccia per Fortnite e vuole altro. Capito? È vero, sì, è vero. Quindi Comunque, bisogna- Carmine, stiamo a 712. Veramente, grazie, non ti Carmine. preoccupare, Voglio non ti bene, preoccupare, veramente. non ti preoccupare. Grazie. Tu continui però, e mi raccomando, si può non vedere il risultato, vai. Sì. Arriva un punto che fai un video e aspetti manco tu bello e buono fai un cuffio visuale. Cioè è così. Grazie. Guarda che va uscito, non so se riesce 712 è già arrivato. Vedo. Grazie, Carmine, Non ti grazie. preoccupare, non Poi stai cucca contento. Vai, non ti preoccupare. Amore mio, Buonanotte. io ti saluto, un bacione. Grazie, Ciao, Carmine, vita mia, grazie. Ciao. Aspettate, Danny, bella e buona indagine snutri. Danny, scusa l'assenza, ma non ti preoccupare, Danny, ti fate, raga, se dopo volete passare a lasciare un like, un bacio a una Carolina, se qualcuno vuole giocare con me, se qualcuno vuole giocare con Danny, ragazzi, lo sapete già, Danny si mette a disposizione, volete giocare con lui, stai in live. Danny, grazie per grazie, grazie per queste donazioni, grazie veramente di cuore. Anima, ecco anima, aspettate, aggiungi moderatore, ok. Ragazzi, siete pronti? Oh, aiuto, volevo precisare questa cosa. Se anche voi come questo ragazzo tenete in mente, volete fare i youtuber, ci volete provare, non pensate a niente e nessuno, vai, fatelo e basta, cioè facitelo. I risultati non la avrete subito, non sapete subito i risultati. Con il tempo non vi preoccupate, ci vogliono i sacrifici, fatelo sempre, mi raccomando, barramente. Aspettate, ci usa la pucciocca.
Ricchio. Culo assorda. Assorti a mamma, te, voglio. Ma quanto sei brutto, mi pare un fasullo, mi pare. Ma quando si mostra tu, ma lì con la parrucca. Paro fratro, cazzo, se paro fratro, cazzo. Un culo assordo, te. Paro cazzo, ro frate. Carmen, facciamo vedere. E sì. Tu eri così. E secondo te, non lo so. Secondo me. Non lo so. Carmine Miglia. Carmine. Allora, questo un buchino mi sa, poi. Carmine. Tutto a poco. Mamma, che cappello qua su. Pa me. Quello che mi fai adesso su YouTube, Carmine Migliaccio. Parla piano che non ti capisco. Parla piano. Carmine Migliaccio. Sei Carmine Migliaccio? Yes, yes, yes. E tu che... quello di YouTube. Ciao. Ciao, bella bionda! Complimenti, Carmine. Grazie, stavo litigando con il tuo amico qua, lo stavo riempiendo di parole. Detta Carolina. Oi, a maglia mia è buona, eh? È Dove buono, sta è la buono. rossa? La rossa? E la rossa dove sta? Si è fatta bionda, si è scambiata, si è capito, si è scolorita. Ma perché non ti saluti su YouTube? Ma se mo andate sul mio canale di YouTube Carmine Migliaccio. E io sto già scritta. Sono in live, vi stanno guardando 600 persone. Veramente? Ehi, Carmine, Aspetta, mi mo stanno vado. pure i capilla. Aspetta, che mo vado. Sono su YouTube. Mi scrivere proprio su YouTube. Aspetta, che mo entro, ragazzi. Vai, salutate, ci sono 600 persone che vi stanno guardando. Salutate. Ciao. Ciao. Bella bionda. Voi Parlo grazie con tanto. te. Ragazzi, salutate. Ciao. Vedete? C'è l'interferenza. Bella bionda. Amici, fate i bravi, io vi saluto, vi mando un bacione spacimoso in bacio a voi. Ciao Mellona. Ciao. Carmine. Ciao Mellona. Oggi ma sto incontrando tutta gente che mi conosce, mannaggia. Vabbè. Come sei cucciolo? Come sei cucciolo? Che stai facendo su... Ma che stai facendo sul bagno, amore, però tu non devi stare sul bagno. Su questo sito. Tutto bene. Tutto bene a te? Pure io. Ma sei seduto su successo? Sì. Però se qualcuno ti vede sembra strano, capito? Con il telefono in mano sul bagno, stai facendo, hai capito? Come? Cioè, sto nel bagno. Sono in bagno con il telefono in mano, se fanno la spia dallo spioncino, ti vedono a te che poi, capito? Beh, dimmi una cosa, come ti chiami? Luca. Ugo? Luca? Luca. Ah, come figlio di Ciruzzo, ho capito. Di dove sei? Di Avellino. Avellino. Ah, ho capito, Avellino. Ho capito. Cosa facevi di bello? Cercavi me? Posso fare una foto? Vai. Aspetta. Ok. Fatta? Va bene. Luca, io ti saluto, ti mando un bacio. Ok, ciao. Luca, un bacione. Oggi sto chiappando tutta gente che mi sapeva. Che beccano. Mettiamo tutti gli stati, voglio, vediamo un po' quanta gente esce. Io non capisco. Il diavolo. Mi diverto tanto, si accende la balena, aspetto
conosciute. Ci sono tanti amici simpatici e felici che hanno tanta voglia di ballare. Ci basta una canzone per dare un'emozione, cantare tutti in coro insieme a noi. Vai, vai. Wow, culo. Io un culo. Sta zitto oggi. No, Iape no. Non può essere, no. Ma io non capisco una cosa, no? Non può essere, non può stare però. Io ti stavo cercando a te. Ha chiappato lo stesso scemo che dici che tu fai male 3 volte. Che stai a fare non può essere? Oh, amore. Che stai a fare? Fidi mamma si per te. Ehi, tu che stai a fare non può essere a questo ora? Ma c'è una ragazza. Ovvero, ma non ci può fare un video che lo saluto. Come tu faccio? Mamma, fammi un video, fa qualcosa, che ne so, tu faccio senza ma... Ma sa rumeno? Non puoi registrare con il telefono. Che No, è come registro. Tieni l'iPhone. Tengo Huawei. Ah, e non lo so se si può fare, perché devo registrare lo schermo e poi ce la si può vedere, capito? Ma coppa a Facebook io ti seguo a te, non può fare. È come tu, sai che ragazzi, tu manda a te, poi tu manda una domanda, tutto quanto, capito? Se tu faccio mo sì, al momento sì, hai capito? Acho che io fai mugliere, non può. Bravo, è finito all'angolo, hai capito? Vai. Il sa che C'è che poi... sicuramente deve, sa, me lo vicino, quanto deve fare messo. Ammatti. Lo so. Ma mo faccio un video normale, faccio. Sì. Come si chiama? Salvatore. Aspetta. Va. Salvatore! Non basta uno spazio, non si impazza a te, si scopettini e sessa. Ti acchiappala. Inge, quando vai a scuola pubblica, Inge, quando vai a aprire. Quando vai a scuola, mi raccomando. Inge, dice Non parole. dice le parole che dico io, perché su lui posso dire le parole, capitano? Mi raccomando. E parole non si dicono. Bravo. Andiamo bene. Vabbè, ciao, grazie. Ciao, amore mio. Voglio, eppure i saluti di successo si possono fare. Mister che? Sì. Stai un po' triste tu, Oh, Gesù. Niente, voglio cambiare senso. Ma stanno pure i creature un po' sul sito, voglio. Dai. Poi stanno tutto malattie là. Tutto malattie là. I bambini, oddio. No. Amore? No, non mi chiamare amore, sono fidanzata. Tesoro? Non mi chiamare tesoro, sono l'amante. Amore, Sofia, qua. Che bel mellone che c'hai.
C'è un bel bellone. Bitch. Mettiamo Italia. Aspettate. Italia. Italia. Pezzi Italia, vai giù. Ok. Sempre stesso, vai giù. Eccolo! Maronna mia, Carmine! Uè, Maro, Carmine! Uè, che succede? Carmine! Uè, ma... Ah, faccia la voce della live, sono capito cazzo, faccia la voce. Scusa, voglio... No, ti sto cercando da mezz'ora. Ah, boh, mi hai trovato, questo è l'importante. Allora, mi puoi fare un saluto, Lu? Fai il video, per favore, ti prego, sono troppo emozionato, Carmine. Non ti emozionare, stai tranquillo, ha fatto una cagata, perché stai in Fai un sorriso che faccio lo screen. Aspetta. Ok, vai. Ha fatto allora? Fai il video, vai. Chi devo Un saluto. salutare? A tutti voi? A me. Come vi chiamate? A me, vai. Saluto a te, ma come ti chiami? Alfredo, scusa. Saluto a Fred, un bacione a Fred e anche alla sorellina, alla fidanzata, con Maru, mamma, non so chi è però. Sorella, siamo di Frida Hit, vabbè, un bacione a tutte e due. Grazie mille. Ciao, Ciao, amore mio. Carmine, Chi è? Carmine, ti posso fare una foto? Fammi una foto, metti in pausa. Ma te già da giù incontrato se non sbaglio. Sì, ieri sera. Ieri, sì, giusto. Catta. Ok. Chi è quella Ciao. signora seduta dietro di te? Mia sorella. Ciao sorella. Ti ha salutato. Ciao sorella. Ciao, alla prossima. Ciao. Tutta gente che mi conosce, vai giù. No, ma no. Sì. Ciao Carmine! Oh, ciao! Tutto a posto? Tutto bene a te? Ciao Carmine! Ciao! Abbassate il volume della live. Tutto bene? Sì. Che fate di bello? Niente. Ah, sì. Cazzeggiamo un po' su GTA. Ah. Bella femmina. Abbassate il volume della live. Abbassa il volume, Abbassa il volume. Bella femmina. Bella donna, guarda. Il saxo mi assomiglia, E sul danno. Voi va con cosa si è fatta tarda, ok? Ci puoi sponsorizzare i nostri canali? E come vi chiamate? Allora, Harley Boys. Scrivo. Scritto. È scritto? Aspetta. Ma che tu mi senti? 05. Ecco, il mio è il primo. Allora, Harley Boys e poi Anthony 05.
Allora ragazzi, Che fanno? Harley Aspetta un Boys Anthony 05, li vedete scritto pure lì. attimo. Che sta scritto e lì dove se volete andate. Che? Fotografia. Ah, va. Ci puoi salutare? Ciao, come Ci stai? chiamiamo Antonio e Mattia. Antonio e Mattia, un bacione a tutti e due, siete la spazzina della gente. Grazie. Di niente. Alla prossima, voglio. Ciao. Ciao Carmine. Aspettate, facendo con a casa, non sapevo i piselli. Io ce li ho veri. Io ce li ho non veri. ci credo. Sì. Sei veramente tu? No. Sei Paolini. Che sei Paolini? No, chi è Paolini? Non lo so, è Paolini. Chi è? Non conosce Paolini. Quello là che disturba Paolini? i tipi telegiornali, tipo si mette dietro. Ah. Oh, vabbè, non lo conosci, non va niente, non è No, importante. scusa. Ha capito il tuo amico? Hai Sì, capito? dai, è quello lì che Se non mi sputare addosso. Non lo sputare addosso, già si è lavato. Infatti, lui no, invece. È quello che va tipo dietro le tele. Fammi vedere una cazzo di foto. Guarda, ti faccio vedere. Paolini. Ancora Giuliano del cazzo, quello di prima. Che somigliava al Pancio. Com'è che si chiama? Paolini. Marco No, com'è che si chiama? Paolini, Marco- Paolini. Paolini, scrivi Paolini, non mi ricordo il nome. Lo scrivo dopo. Trovato? Sì, è questo. Ma non ci assomiglia manco per il cazzo. No, Cioè, lui c'ha no, un po' di 80 anni. Vabbè, no, c'ha una quarantina d'anni. Ma capito, quanto sì. tempo ci hai messo per far crescere questi capelli, scusami? Un anno che non li taglio. Un anno così lunghi sono cresciuti. Un anno che non li tagliavo proprio più. Mamma mia. Cioè, ma ce l'hai solo da un lato? Cioè, non ho capito, mo. Ce li ho qua. O ce l'hai pure di qua e te li sei buttati di qua? Cioè, non ho capito. Sono dietro qua, sì. Oh, ho capito. Ma io non sono Paolini, mi dispiace. No, Se vuoi t'ho facciamo preso- una foto. T'ho presa uno per un altro, scusami. Di dove siete, scusatemi? Milano. Ah, Milano. Io Milano. Lui di Bologna. Bologna, ho capito. State facendo le cose a 3, le cose a 2 state facendo. No, noi non stiamo scopando, noi non stiamo... Ah, come- scusa, ma che ne... vabbè, no, tu mi devi capire a me, se io vado su questo sito e trovo tutte e due così, scusa, è normale che mi viene da pensare. Oggi. Tranquillo che ci sono anche le tette, le abbiamo viste qui. Sì, ce ne sono di tette, ce ne sono. Vedi, ma falli vedere la foto, ma falli vedere la foto. Aspetta, C'è il paradiso prima, veramente. Non il tuo pene. No, ce l'hai No, il tuo pene non lo fa vedere, è bruttissimo. Sei sicuro? No, non lo fa vedere. Caso se l'ho mandata la foto. Poi vi dico io una cosa a voi, vai, vi dico io una cosa a voi, che dovete cercare su YouTube. Quello è il tuo cazzo. No. Non lo faccio. No. No. Fai serio, Vabbè, dai. comunque è abbastanza piccolo, non fa niente, poi crescerà con il tempo. Lui è simpatico, dai, Ma lui a lui fa puoi farlo lui fa lo vedere. youtuber. Fa lo youtuber? Sì. Vabbè, andavi di moda nel 2013, le parrucche non vanno più di moda. No, guarda, le parrucche le ho portate io nel 2014. Vabbè, scrivete questo su YouTube, vai, poi mi fate sapere cosa ne Stai pensate. facendo un video? No. No, vabbè, io non sono capace. Ma non è Rispondi, muoviti. Cosa fa il cavallo? Io. Muoviti, cercalo su YouTube che ti Dimmi. iscriviamo al tuo canale. Carmine Migliacci. Un attimo, solo un attimo, veloce. Ok, cazzo vado. Foda. Sì, vabbè, dai. Non a quante pagine aperte che hai, ti prego. Chiudi le pagine, chiudi. No, Non passare a YouTube Premium. Carmine. Migliaccio, vai. È famoso. 225.000. C'hai 225.000 iscritti? Sì, so pochi, lo so. Figa, pochi. Coi tempi che corrono, che tutti vanno su YouTube per moda. Non ti preoccupare, il tuo pisello non l'ha visto nessuno, ho messo la censura, non ti preoccupare. Ma non è il mio. Vabbè, meno male, se no sto inguaiato. Vai, tranquillo. Ah, quindi finiamo su YouTube adesso? No, già ci siete. Ah,
Ah, ma stai facendo Guarda, una lui live? va in cerca di istruzioni. Cerca- Ma veramente? No, è a porto allora. Ma è suo amico, Oh, ho è, visto lui. è famoso, è famoso. Figa. Ragazzi, è Sì, famoso. sì. Ragazzi, mi dispiace, noi sì e voi no. Vedi? È meglio che avete acchiappato a me che le tette, in questo caso. Mo si può Aspetta, dire. aspetta, facci fare una foto. Beh, in, Vai, vai. in certi casi c'hai ragione, in certi casi c'hai ragione, dai. Aspetta. Allora. Facciamo un video, saluta chi vuoi. A chi vuoi, ok. Saluta chi vuoi. Ciao, siete il liquido seminale della popolazione. Che vuol dire? Si dà sfacciare la gente. Cioè, capito? No, io ti capisco, Ah, meno male, perché meno male. sono mezzo napoletano. Ah, quindi ti buono, capisco. ottimo, ottimo. Ragazzi, io vi lascio alle tette, praticamente. Vedete di trovare tante tette. Come anche te le meriti. Sì, trovate le tette, io vado in cerca di... Va bene? Sti cazzi. Guarda, ti auguro di non trovarne, che poi se spuntano quelli dei vecchi, guarda. Sì, lo non so, è sono bello. bruttissimi, lo so. Non è bello. Non è bello, non è Prima bello. un frocio voleva rimorchiarsi sto uomo, quindi... Pure? La faccio? Eh. Vabbè, piace ai vecchi, che vuoi. Buonanotte ragazzi, buonanotte. Ciao. Ragazzi, il mondo di YouTube funziona in questo modo. Tu, se hai 0 iscritti, non sei nessuno, non ti caco. Se hai 225.000 iscritti, io mi faccio una foto se anche non so chi sei, capito com'è? Pure se non ti conosco, io mi faccio una foto perché tu hai tanti iscritti. Non va bene così, ragazzi. Siamo arrivati al punto che le persone le valutano in base agli iscritti e non in base a come sono veramente. E si dà a spaccime tutta la gente, veramente. Perché già mi è capitato pure per strada. Chi è che tu conosci? Chi è che fa i video? Ah sì, quanti iscritti dai? No, sì, faccio prima la foto. È tremenda questa cosa, è tremenda, ragazzi. Tremenda, ragazzi. Comunque hanno donato prima, sì. Io voglio vedere un attimo che ha donato. Allora. 2 secondi. La stanza di Bigfoot, grazie mille, €1, grazie mille la stanza di Bigfoot, grazie mille. C'è Aprilca pure, fammi vedere Aprilca, dov'è Aprilca, non lo trovo, ragazzi. Ah, eccolo qua. Aspettate. Allora, siamo pronti? E 1, e 1, e 2, e 3, ollo qui. Ciao bella. Ciao bella, chi dai morto? Stu cosa non si trarinda. Oggi sto vedendo tutto, cango, per tanti piselli sto vedendo, lo so, la solitudine è brutta, diabete. Un'altra donazione dalla stanza dei Bigfoot. Quanto è grande questa stanza? Quanti soldi tieni in questa stanza? Grazie veramente di tutti i corazon. Sio corazon canta. Io volevo dirti una cosa. Tu c'hai la faccia di uno di una che mi conosce, giusto? Non mi conosci? Mi conosci? Sì o no? Stesso mai. Ah, sì. Ok. Come va? Bene. Bene. Come ti chiami? Carola. Carola. Ah, un po' come me, Carola, cioè, più o meno.
Quanti anni hai? 11. 11. Di dove sei? Lecce. Mi dai pure il codice fiscale, per favore? Sei napoletana però? No, sei proprio di Lecce. Ho capito. Tifo Juve. No, Puggia. Non è vero, vedi? Napoli. Non lo dirà nessuno che ti Juve, però. Oh, Napoli tu. Napoli. Ma stai su questo sito per cercare me oppure No, per cercare te. per me, ovviamente. Attenzione che su questo sito si vedono tante cose, capito come dei vecchi, dei giovani, dei neri, dei bianchi, dei rossi, tutto, ma che schifo, mamma mia. Dimmi una cosa, ti volevo chiedere un consiglio più che altro. Io mi sono comprato un cane, è piccolino così, è appena nata. Io tengo Labrador. Tieni chi? Un Labrador. Ma pure a me del Labrador, no. Pure a me il Labrador. Un Labrador. Labrador, capisco. No, ho comprato un cane, però ancora non gli ho dato il nome. Volevo chiederti una cosa, un consiglio più che altro. Ma secondo te, se lo chiamo Chuck si gira? Sì. Ah sì? Vabbè, no, meno male. E vabbè, amore, ti saluto. Va bene? Vabbè. Ok. Un bacione, amore. Ciao, buonanotte. Ciao. Buonanotte. Carmine! Madonna santa, mamma mia, sapevo. Dio! Al quinto punto l'ho trovato! Non ci credo! Credici. Vabbè. Sta a posto. È tutto a posto, andiamo avanti a botto di cazzi. Vabbè. Vabbè. Aspetta che ti devo fare una foto. Va con la bottiglia da vicino, vai. No. Perché non lo fa? Vabbè. Fa niente. Vai, non va. No. Oh, lo vuoi? Hai fatto? Ok. Posso fare una domanda? Ma perché? Una sola. Ma come si chiama? Sulla PS4 tu non giochi, eh? No. Ah. E vabbè. Ciao. Vabbè, ciao amore mio. Oh, Carmine. Oh, amore mio, sapevo che mi conoscevi, da strafaccia, da visto. Facci cazzi. Tutto a posto? Sì, a te? Tutto a posto. Si è fottuto tu cielo? Scanna 3 ore. Ah, si è a me, non si è fottuto tu cielo? No. Meno male. Niente, amore mio, che t'ha già riso, che posso risere, non dico a fare. Di dove sei? Di Giuliano. Ora. Ah. Che parte più o meno? Che zona? Dove sta l'Inps? Non so se ci sai. Sì, avviene il Valum praticamente. Bravo. Ho capito. Vabbè, amore mio, io niente. qualche volta ci siamo qua a fare e facciamo due chiacchiere, va bene? Ciao. Ciao, dammi. Poi tutta gente che mi conosce, già pa. E la solitudine è così perché quando uno non viene calcolato dai ragazzi, poi si mette qua sopra come ho fatto pure io perché non va bene. Ma si è addormentato? Scusa. Che? Si muove il dito? Non lo so, si è addormentato, non lo so. Vuoi che ti canto una ninna nanna così ti addormenti? Che dici? Te la canto una ninna nanna? Sì. La stanza dei Bigfoot mi ha donato €1, la stanza dei Bigfoot mi ha donato €1, capito? Questa stanza sarà grande, però secondo me, che già la terza volta che mi danno €1, capito? La stanza dei Bigfoot sarà gigantesca.
Oi, Ozzy! Ozzy! Grazie, stante di Bigfoot, grazie mille. Non si fa. Ma che schifo. No, non si dice. Ma che cazzo. No, nemmeno. Che miseria, va, che miseria. Che miseria. Ma che cazzo è sti capelli? Non ti piacciono? Fammi un cacchio è morto. Maronna, va giusto, una certi fortuna annanza che... Salve. Niente, vai giù, non c'è più nessuno di due, vai giù. Ma perché mettono sti pesciati là fuori, sta gente? Oggi trovato! Grandissimo, Goku Super Saiyan, grandissimo. Guarda, ne sta capa. Bella Carolina! Oh, D'accordo. bellissima sta capa che tira, veramente, mi piace assai. Calzacci, bravo! Io sono di Napoli! Grandissimo. Bella Carolina! Però mi hai copiato, ti hai fatto biondo come me. Calzacci, bravo! Sì! Io sono di Napoli! Abbassa un po' il volume Ma di della dove stai live. te? Abbassa il volume della live. Marcellino! Ti hai fatto biondo come me. Lo so, ti sto vedendo in live! Abbassa la live. Aspetta, Carolina! Carolina! Non vai. Guarda, Carolina! Mi sta facendo piacere stare un po' con te. Ah, meno male. Io volevo andare a Fortnite. Ah, è un buona tarantella là per entrare su Fortnite perché mi arrivano un cuofono di richieste proprio esageratamente. Saccio. Mamma mia. Dai, mi ha fatto piacere. Ehi, ti faccio Carolina. seguire da un paio di pucciacchelle. Come ti chiami su Instagram? Vai, veloce. Mi chiamo il VIP italiano Ciao. Che? Il VIP italiano Ciao. No, me lo devi scrivere. Hai capito? Me lo devi scrivere perché... Vabbè. Aspetta. Ragazze, vi ho trovato un bel frescone da seguire su Instagram. C'è anche Diego, sto voglio aspettare. Oh, però mi devi seguire anche te, Carolì. Ti seguo pure io. Grazie, Carolì. Aspetta. So che. Allora, No, aspetta 2 secondi, fammi un attimo una cosa. Ok, allora. Come il VIP italiano c'ha. Ah, proprio così, voglio ve lo scrivo in chat perché questo è un frescone che per voi pucciacchelle a vi piace. Ma è ninja, stanno dicendo ma è ninja addirittura. No. Si chiama così, il VIP italiano c'ha. Mamma mia. Ragazzi, lo so che voi ragazzine andate pazzi per questi ragazzini così, tutti pittati. Io lo so bene. Carolì, ma te di che paese sei di Napoli? Giuliano. Ah, Giuliano, vero. Yes. Dicono che sei ninja. No, io non sono Non sei ninja. ninja, no. No. Ninja è più brutto me. Io Bravo. sono più bello. Vedi quando è sincero? Lo vedete? È la verità, è così. Non parla madonna. Senti ninja, io ti ho fatto pubblicità, vedi se per Instagram vengono le pucciacchelle, perché vengono le pucciacchelle che ti vogliono conoscere. Che io lo so, i sacci su lì a questi buchini, i sacci su lì, i sacci, Ma mi segue anche te, Aspetta, Carmine. aspetta, mo ti seguo, aspetta. Come ti chiama? Aspetta, fatti cercare. Allora, il trattino basso, VIP trattino basso,
Italiano ciao. Te, ti seguo, va buono? Sicuro? Sicuro, sicuro. Sei tu, Ah, Cristiano? sì, mi stai seguendo. Ah no, non sai che tu. Sì, sono chi? Ah ok, sei tu, sei tu. Ok. Oh, mi ha fatto piacere comunque, Piacere Carmine. mio, ninja, non ti preoccupare. Alla prossima. Anche a te, Ciao, amore mio. ciao. Oggi tengo i pil per tutte parti. Ma l'anime. Ciao. Ciao. Ah, quanti piselli, ragazzi. Esce qualcuno, no? Carolina! Vuoi evitare? Carolina! Voglio arrivare con qualche tardi, invece di tutto sia non passo sito. Ambresse, Ah, Ambrese, va bene, va bene. stiamo a Fortnite. Stiamo a Fortnite. No, no, stasera abbiamo fatto festa. Ah, se stanno come tu. No, mo stiamo ancora su spazio mesi, senza morire, pisce la gente, che ce ne pisce per tutto Vai, quanto. sto parlando con te, sto parlando. Va buono, meno male, meno male. A numero uno. Oggi io vi saluto, ciao amore mio. No, non ridere, perché tutti quanti ridono di me. È morto. E niente, oggi, tutti con i piselli fuori, tutti con i piselli fuori stanno. Tu stai pure con il pisello fuori? Stai con il pisello fuori, scusa? Scusa, stai con il pisello fuori tu? Scusa? Eeeh! Ma piglio un curvo piace. Io non lo so, e ogni volta è la stessa cosa. Perché siamo sole, così è la verità, è la vera verità. Gli uomini non ci cagano. Stasera potevamo stare in qualche locale a ballare, invece no, non ci cagano, dobbiamo stare qui. È la verità, è questa. Giusto? Ma niente. E oggi è uscita una guagliona. Non so se capiamo di una vera, però. Ah. Ciao. Come va? Va male? Ma io vi capisco, solo io vi posso capire perché qua sopra si prendono solo quei cosi così, capito? È sempre la stessa cosa. E giri, prossima, è sempre così. Non c'è niente da fare. Capito? Purtroppo è sempre la solita storia. È sempre la solita storia. Non si fa niente. Io se avessi la sciaccarella ve la farei vedere, ma purtroppo non ce l'ho. C'ho solo, capite? Non è... Mi dispiace. Non ce l'ho. Ciao, buona fortuna. Sta tutto andando, dai,
È la solita cosa, vero? Pure per lei, perché comunque tutti quanti stanno così, abbandonate. Capito? Invece di uscire con il proprio ragazzo che non ci vengono a prendere, dobbiamo passare le notti qua sopra. Dobbiamo passare. È giusto, dico la verità. Sì. Vengo anch'io. Dove vieni? Vengo anche te a piangere. Ah, sì, è perché è sempre la solita cosa. Il mio ragazzo mo se ne è uscito con gli amici e mi è rimasto a casa a me. Io non ce la faccio più. Poi si lamentano se gli faccio le corna, ci è capitato perciò però. Han capito. Che dobbiamo fare? Comunque piacere Carolina. Come ti chiami tu? Elena. Come? Eleni. Eleni? Eleni o Elena? Elena, non ho capito. Eleni. Eleni? Eleni, ok, ho capito. Di dove sei? A Foggia. Foggia. Però non sei italiano, sbaglio. Sei italiano? Sono romena. Ah, rumena. Però capisci italiano e parli pure l'italiano. Sì, parlo. Ah, ho capito. Dimmi una... Aspetta. E chi si muove qua? Mi piace che hai fatto. Mi piace. Meno. Come se dici a italiano? Non so come dici. Cosa vuoi fare... dire? A Scherzo? fare la commedia. Ah, commedia. Sì. Non le dici a Romena Caterinca? Fai una cosa, vedi su YouTube. Aspetta. Perché io faccio video su YouTube. Scrivi questo su YouTube. Aspetta. Vai. Mi piace, non ho mai visto che hai fatto tu. C'è sempre la prima volta, hai visto? Altri ragazzi No, non ho mai visto no. che Arata non me lo dici, non so come dici. Non parla bene italiano, Non ti capito? Non so preoccupare, di non ti preoccupare. Nemmeno io so parlare bene italiano, non ti preoccupare. Perché? No, io praticamente ho fatto le scuole, cioè non ho continuato la scuola, capito? E mi sono fermato a metà. Non ho capito. Hai cercato su YouTube? E aspetta, dopo a Facebook ce l'hai? YouTube. Vedi, faccio Come video dito? su YouTube. Vai su YouTube. Aspetta. Ha capito? Capisco. Doar. Io A non- Romena se dici doar. Non ti capisco purtroppo. Sì. Hai detto come dici? Una parola a romena. Ha capito io. No, non ci stiamo capendo. Sì. Hai cercato su YouTube? Non ti sento. Non può farlo parla con te dopo. Ah, non ok, so ok, come- ok, ho capito. Non funziona. Stai con il telefono? Sì. Ah, ok. Perché è entrato per questo? Perché ci Come sono dici, sai perché ci sono molti tozzoni che stanno sempre con il pisellino fuori e allora io mi arrabbio e li faccio scappare, capito? Perché me ha entrato perché parla con ci sono tante persone una con ragazza. cosa fuori. Io voglio parlare con il ragazzo, fare come dici, come di... Hai capito che hanno detto? Sì, Come ha fatto con te, ama ridere, non so come. No, e Hai fatto con purtroppo fare una ragazza. purtroppo fanno le cose zuzze qua e non va bene. Ha visto che l'hanno visto
Nessuno. Mamma mia. Eh, All'improvviso esce tipo quel coso, capito? sì. Eh. Sono come dici, che schifo, che, Che ha schifo, visto, sì. non Sì, ha sì, visto sì. Mamma mia, mamma mia. anche la Romeno. Sì, sì, sì. Dai, Quanti anni che hai? state parlando? Che? Quanti anni hai? 14. Ah, 14. Sei piccolina, su questo sito non ci devi stare. Lo so. E purtroppo qua sopra non vogliono fare le amicizie, fanno solo le cose zozze e non va bene, capito? Non va bene. Capito? Che hai detto? Entrate anch'io un po' dopo a Facebook. Ah, ho capito. Non ci capito manco un cazzo, sinceramente. Che cazzo hai questo? Non ci capito niente. Ah, apito, 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 apita là, apita qua. Cazzo, capito niente. Stanno tutti quanti che fra là fuori. Che è successo, Gio? Mamma lo guarda, ma perché si mettono i pesci a fuoco, sta gente che ancora... Ma io non lo so, ma che schifo è questo, mamma mia. Ma sono pure vecchio! Che schifezzeria è questa, mamma mia. Io chi ti è morto, no? Attacchi le prime. Ave Maria, Madre di grazia, bitch. Voglio cantare Ave Maria. Niente ragazzi. Pippo Baude su the bush. No, io sono uscito. Stai giocato pure tu. Buonasera signore. È morta. Voglio niente proprio, mamma mia. Ok, mi stavo questo. Questo sta con la fuori. Mamma mia, chiamo contratto! No! No! Sta bloccato!
No, vai giù, Picciarelli là da volta, mi ha pigliato, vai giù, no. Ma no. Madonna mia, no, vai giù. Era che cazzo tu Picciarelli. Porca puttana, vai giù, no. Vabbè, vabbè. Vediamo. Ah. Sono impressionata. Jonathan ha preso quel conosco gigante a mani nude. È la nostra strada migliore finora. È uno su cui Ciao Carolina. Ma ormai Aspi. tutti in doccia è stato, aiutate. Aspi, faccio una cosa. Va, come fare? Amo. Sa Carolina. Arta. Aspi, la faccio lì. Sarò men. Ora vai giù. Sai che inizio? La vedi? Ciao. Fai sentire. Ciao. Aspi. Saluta. Ciao. Ciao Carolina. Ciao Carolina. Tutto a posto? Aspi. Ah, quello, che luce fu. Aspi, Ma dove era Carolina? Sta Carolina. Austa. Uè, Ciao. lei. Ciao Carolina. Ah, ti sto cercando non sai quanto tempo. No, è che la così, è normale. Ma mi sto cercando una vita, perché mi volevo fare sorpresa a Essi che lei ti segue sempre. Ah, faccio lo pisellino. Ehi. Di dove siete? Di Caserta. Caserta, non c'è capito. Ah, ma... Poi, Stiamo No, facendo un bello screen insieme. Un bello screen. Aspi, poi. Aspi, Vai. Ah, poi faccio male. Ah, io lo faccio a te, è stato, Carolina. Aspetta. Vai, fammi vedere. E io c'ho flash. Vai. Ah, Ciro. Così puoi fare vedere, così. Aspetta, vai. Ti puoi salutare? Ciao ragazzi, come vi chiamate? Io mi chiamo Ivan, lei è Silvia. Io Salvatore. Ivan, Sile e Salvatore, si dà spaccio in me, tutta la spaccio in braccia. Ciao, grazie. Ciao. Ma io bello perché vanno in sorpresa, cosa? Scusa se ti ho dato fastidio, non volevo. Andiamo morto. Purtroppo siamo ancora qui noi soli e non riusciamo a trovare un uomo che ci coccoli. Vero? Purtroppo è così. Non va avanti, insomma. È il mio pianto questo. Se vuoi ti posso presentare mio figlio se non riesco a trovare nessuno. Mio figlio è lui. Vieni qua, Ciro, che fai scappi, Ciro. Mio figlio, se vuoi, è lui. Guarda che fresco. Proprio, è un uomo proprio. Vedi? Niente, non ti piace? Zero. No, lui fa cose. Ma non ti piace? È brutto. Vai su Instagram che c'ha le foto che come si deve proprio a fashion blogger, capito? Quanti anni hai? Non lo so quanti anni ha. Secondo me ha 18-19 anni, giusto?
24 anni. E non ti vedo più. Non ti vedo più. 23. Ho capito. Ho capito. Allora, io ti scrivo come si chiama lui su Instagram. Poi a piacere tuo, se ti va. Ma chi le dà le 24? Ma no, Ciro, sei piccolo, Ciro. Sei piccolino, Ciro. Metteni i soldi, dici. Ce l'ha, ha detto mio figlio, lui sta cercando pure una ragazza, però la cerca con i soldi, tu c'hai i soldi. I soldini, ce l'hai i soldi? No, no, Ciro non c'hai i soldi. Ma c'è la mangiare essi. Devi dare, sì, devi Allora offrire no. tu, devi offrire. Allora no. No, e mi dispiace, purtroppo. Vabbè, se c'avevi i soldi ti facevo incontrare mio figlio, purtroppo. Ciro, mi dispiace. Ne trovo, che i soldi. ne trovo un'altra. Sì, sì, a te. Vedi, hai visto? Mi dispiace. Hai visto i cosi qua sopra? Visto? No, sì, purtroppo ce ne sono assai. Ma ne hai visto chi è venuto? Sono cazzo, ci capite? C'è un altro ragazzo a cui non ti piace. Vieni qua, Gennaro. Non vuole venire. Si chiama Gennaro, te lo giuro, è un frescone esagerato. Mamma mia. Ok. Ma sto buco te ne sembra? Questo mi devi fare! A fare se mai. Tieni! Stai, ci vogliono abilità, anni di allenamento. Tu che ne sai, scusa? Tanto allenamento. Che? Ah, pure tu hai fatto anni di allenamento? Ah, ho capito, ho capito. Non ci capito. Vabbè, io ti saluto, mio figlio non ti vuole, mi dispiace. Volevi i soldini? Ciao ciao. Aiuto a salutare, devo aspettare che esci piscia fuori. Ok, sta a posto. Tu vedi, sta pagando poi più. Carmine! Ma chi è? Ciao, Buonasera, prima di tutto. buonasera. Buonasera. Aspetta, accendo la luce. A piaccia luce, bravo. Anto, Ando a piaccia luce. tutto bene? Si va avanti. Ma dove stai mo? Sto nello studio. Ah, ho capito. Tu dove stai? Ma che ore sono? Che ore sono? Ma che vuoi sapere cosa a me? Scusa, ma buono. Sono che quasi l'una. Ah, ho capito, ho capito. Ma stavi cercando me? Sì. Ah, ok, me ne sono accorto. Aspetta un attimo. Oh, aspetta un bambino, vai. Ciao Carmine, Antonio, puoi fare io ti un saluto a me, conosco. Rosario e Martina. Come? Un saluto a me, Rosario e Martina. E tu come ti chiami, Antonio? Antonio. Ok, sei pronto, posso? Sì. Ciao Antonio, Rosario e Martina. Si dà spaccina tutta la gente e quella di tutti tiene uno scopettino di cesso. Grazie. Di niente. Adesso saluta Carmine. Saluto. Scustumate, saluta. Che raga che la stanno facendo saluto, scustumate. No, è la vergogna. Ah, si mette scuorno. Sì, si mette scuorno. Ho capito. Ho capito. E beh, che stavate facendo di bello? Niente, io mi sono ritirata a casa. Ah, ho capito. Dove sei andato di bello? Sono andata A Napoli. A Napoli, ho capito. Che parte? Che parte, papà? Margellina. Margellina, così proprio? O Mergellina? No, Mergellino, Margellino, come si Ah, dice? sono due posti mi stanno chiamando, mi stanno. T'ha già lasciato, No, io non me la so. Allora aspetta un attimo. Aspetta un attimo. Ma mi sono muto? Tutto a posto. Era a Tutto a rosso, posto? a rosso. Ah, rossa. A rosso era.
Hanno Però un morato bigliarino, non bigliarine, però, un bigliarino. Un bigliarino. Ho capito. Vabbè. Senti, io ti lascio i tuoi e quei cosi così che si incontrano qua sopra. Quei cosi... Ma che ti volevo Che dire? me Ma, devi dicere? Che me devi dicere? Scusa. ma mo dove, cioè, dove stai la prossima volta? Allora, il 4 novembre mi vedi all'Auchan di Giuliano. Poi? Poi 25 dicembre a tavola a mangiare. A dicembre. Più vicino, no? No, che stai? Dal 2 al 9 sto in beat, si può unire là. Da già Venga un attimo ai beat, mi dai 2 soldi? Non Eh? ti preoccupare. Ma fa così? Non ci stanno problemi. Che tu volevo dire, Che ma il numero tuo non può dare, Un numero mio. Segna 3, 4, 6, tu ti vieni Martina. Veramente? Sì. Rimani, Non posso. Sto in perché? live in Coppa YouTube, quando posso poi non lo posso perché già mi contatto e mi ti faccio riaspire. Allora, manco a Facebook. Ah, Manco a Facebook non tiene un contatto, capito? Perché mi lo contatto privato utente, dopo Carmine Migliacci. Grazie. Prego. Dico, hai possibilità? Cioè, nel senso... No, so Gina, dalla capa al pero. Ah, sì, Gin. So Gina però. Seriamente. E t'ha zitto, so Gina, tengo 5.000 amici. Non può stare uno. Sai che Remo, i turisti favori, mannaggia, già sono da favori anche, la spizzo che stiamo a credo, mannaggia, già sono a spizzo. Allora, guarda qua. Riesci a vedere? Accetta solo a me. Chi cazzo ti sa come faccio a tacci sta vacca a me? Te lo stai? Mi chiamo Martina Cozzolino, mo ti invio la richiesta. Vieni la si esce. maglietta. Va, ma non la mo. E vuoi aspettare un attimo, mi sto qua. accetti, Carmine, smetto di dire, vengo là che ti Metti va. su pensiero, sto qua. Vai. Mi accetti, ma mica se levi se hai scaccango. Penso che sì, non lo so. Ma ma la roba. Carmine, ti ricordo come mi chiamo? Antonella... Martina Cozzolino. Martina Cozzolino. Faccio già mi arriva, già tengo. No, questa è Martina Andolfo, è nata. Carmine, veramente, ma vuoi... T'accetto, tu mandami le t'accetto, va buono? Carmine, ci metto pensiero. Mettici il pensiero, mettici pochi sale, pochi e mettici il voto, ok? Vengo là che ti va. Va buono, vieni che abbasciami per all'ovatta, vai. Veramente. Ma se tu ma mani come t'accetto, scusa. Ma a roba non posso acchiappare una volta, come ti acchiappo? E chi ricci? Come vuoi acchiappare? Che ne sa, c'ha sorta. La fortuna, io mo casto. Però di verità sono simpatiche, Fatti questo. No, veramente, è simpatico, simpatico. State zitta, non ti lascio stare di parlare con me, sono molto divertente. Ma tu sai che sto in live? Sì, lo sai, infatti. Tu fai una poca pubblicità. Ma quindi quante persone mi stanno seguendo? Sono 650 al momento. Allora risentete, Martina Cozzolino. Martina Cozzolino, ragazzi, andate su Facebook e aggiungetelo tutti quanti. E come faccio a ridere? Maronna. Amen. Vabbè. Io frate, ma avere i video tuoi traumatiniati. No, non ci fa vedere, dico male parole, non ci fa vedere. Buongiorno signora, piacere Carolina. Non ci capito, perché posso fare? Non ci capito. No, niente, non ci fate caso. Ma piacere tuo, ma secondo me la gente si spaventa però quando vede a me. No, vai giù, Martina Cucuzziello, come ti chiami? Cozzolino. Martina Cozzolino, e su Instagram stanno dicendo? Su Instagram? Cinesa 98. Cinesa 98. Cinesa 98. La stanza di Big Food mi ha donato €1, vedi? Grazie, la stanza di Big Food. È una stanza immensa, grazie. Comunque, ma quanti persone stanno seguendo? Stanno 687.
Ragazzi, questa ragazza datela a seguire. Oh Gesù, quante richieste di seguiti? Ha chiesto di seguiti, ha chiesto di seguiti. Vai, vai, grazie. Oh no, mo truoi, oh no. Ragazzi, Oh, ma già non mi supporti, mannaggia io. No, vabbè, no, ma io ti sto Gesù, quante ti richieste? Carmine, salutami a Luca. Luca, ti saluto Antonio. Oh, yeah, seriamente. Wow, quante stanno richieste di seguendo, seguiti, Carmine. E ti stanno seguendo, che truoi. No, poi si stanno un po' meglio che si vedono solo per scetirla. Ma mi sta con guaglione sistemato, cosa. Hai capito? Gentilissimo. Ah, buono. Ti voglio bene. Pure io ti voglio bene, ci faremo la prossima. Oggi c'è pa' chi mi sia la foto. Già vuoi staccare? Oggi c'è pa' chi mi sia lì la foto, tu non capisci. No, va buona, sei troppo divertendo. Va buona, te lasci, ti ho capito? Lasciami. Ciao Carmine. Ciao Cora. Hai capito come mi chiamo? Martina Cucuzziella. Martina Cozzolina. Trovato. Martina Cozzolina, oggi capito. Ok. Ok, Ciao. arrivederci. Ma non c'è la miseria. Allora aspettate, la stanza dei Big Food sta donando un euro. Ma forse ha aperto il salvadanaio Big? Può darsi. Allora ragazzi, io ho fatto 3 ore di live giusto. Per chi non è iscritto al canale, magari si iscrivesse al canale, attiva pure la campanella e tutto. Io penso che ci siamo divertiti abbastanza, perché non ce la faccio, sto sentendo proprio cavolo. Non ce la faccio più, mi metto a schermo intero se aspettate. Mi metto un attimo a schermo intero, 2 secondi, come cazzo si mette a schermo intero? Allora, schermo intero, vediamo un poco. No, non si mette a schermo intero, vai giù. Ma porca di quella puttana. Ok, devo prima chiudere Omegle. Arrivo ragazzi, non vi mettete paura, arrivo. Non vi mettete paura, arrivo. Ecco qua, ci sono. Allora. Adatto allo 2 secondi, non mi dite niente. Eccoci qua. Allora, vai giù. Io penso che ci siamo comunque divertiti abbastanza. Vi ringrazio perché siete stati tantissimi questa sera per questa live. Le faremo più spesso, un po' di qua, un po' su Carolina Gamer, comunque le faremo, va bene? Quindi io vi saluto, ringrazio tutti voi che avete donato, tutti voi che siete stati qui presenti dall'inizio fino alla fine della live. Vi mando un bacio, uno spazio e muso, tutto quanto un bacio a voi, va bene? Ciao, vi voglio bene.